Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Reni J, una live serale, ultimamente, buonasera Riccardo, ultimamente sto facendo tutte live serali, ieri non ce l'ho fatta a fare la live, purtroppo questa live che andremo a vedere oggi era schedulata per ieri, purtroppo ieri per troppi impegni non ce l'ho fatta e quindi niente, praticamente la stiamo facendo oggi. Sono le 22:34 di questo sabato 5 agosto 2023. Come arriva l'audio? Arriva bene Riccardo? Se mi dai un feedback, così posso direttamente cominciare con questa live che sarà dedicata, finalmente ci siamo riusciti, siamo arrivati al momento in cui dovrò aprire questo pacchettino e come vi ho già raccontato nelle mie live precedenti, aprire questo pacchettino. Un caro saluto, ciao Willy, benvenuto Willy, benvenuto anche a te. Allora, come dicevo, aprire questo pacchettino si porta dietro tanta storia, tanti ricordi, tante cose che vi voglio raccontare, cose di cui tanti ricordi di cui fanno parte anche questo stereo, quest'altro stereo, tante altre cose che poi vedremo durante questa live. Ok, io ho preparato, non si vede ma c'è parecchio materiale, parecchie cose di cui parlare. Mi farebbe molto piacere se tutti quelli che parteciperanno a questa live, vedo che già siamo in 5, partecipassero anche attivamente facendo i loro commenti su quello che io racconterò, su quelle che sono state sia diciamo le mie sensazioni degli anni 80, sia quelle che possono essere quelle di chi è collegato, di chi le ha vissuto gli anni 80 e magari ha qualche altra cosa da aggiungere a quello che racconterò io. Ok? Gli anni 80 sono stati degli anni bellissimi sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista musicale, artistico, televisivo, cinematografico, quello che vogliamo. Allora, gli anni 80 sono una pietra miliare, diciamo anche gli anni 70 e gli anni 90 per carità, però gli anni 80 hanno visto il nascere un po' di tante situazioni, di tante cose che poi sono diventate la normalità. Willy, che sei passato su Facebook, ti vedo con l'icona di Facebook, sei passato di qua e di là, insomma. Comunque mi fa piacere che siate con me, anche Riccardo. Grazie, grazie. Se c'è qualcun altro connesso che mi saluti, così lo menziono e lo salutiamo online. Allora, gli anni 80. Gli anni 80, diciamo, io li ho vissuti in pieno, essendo nato nel 1974. Calcolate che diciamo nell'84 avevo 10 anni, quindi diciamo li ho vissuti più o meno in tutta la loro interezza gli anni 80. Gli anni 80 sono stati una pietra miliare dal punto di vista dei computer. Io per esempio già nell'82, quando avevo 8 anni, ricevetti in regalo per la comunione, come tutti quelli che mi seguono sanno, il VIC 20, e quindi da quel momento entrai nel mondo dei computer. Però non fu solo quello, già in quegli anni mio padre aveva lo stereo dentro casa con il registratore, e sentivamo la musica con la radio eccetera, sentivamo la musica con le cassette, diciamo con la radio. Mio padre non comprò mai il giradischi, quello fu una passione direttamente mia, ma più che mia, lo so, belli sia questo che quello. Questo made in Naples, proprio mi sa che è stato fatto a Napoli, perché non l'ho più trovato uno come questo. Questo invece è marca Hyper, questo si trovava negli aeroporti, quelle marche un po' strane. Comunque vedremo tutto, parleremo anche di questi due registratori, perché li ho messi qua, perché fanno parte della mia storia. Comunque noi andiamo avanti. Allora,
negli anni 80 io andavo con i miei genitori, ovviamente perché ero piccolo, però avendo origini napoletane, i miei genitori avevano tutti i parenti a Napoli, noi più volte l'anno andavamo a trovare i parenti a Napoli, ok? A Napoli in quegli anni stava nascendo un qualcosa che poi divenne storia. Il VIC-20, sì, è il computer preferito. Allora, Look 74 si divide, Luca Cusani, tra i dataset e i VIC-20. Diciamo gli piacciono un po' tutte e due, però c'è un bel po' più di dataset rispetto ai modelli di VIC-20, ma anche perché lui non ha collezionato, quindi li ha anche dati in giro, quelli che magari risultavano doppioni, modelli di VIC-20, quindi non ha diciamo tanti modelli uguali uno all'altro di Commodore VIC-20, se li è selezionati. C'ha il VC20, il VIC-20 americano, il VIC-20 italiano, europeo, insomma c'ha diversi. Questo non è Sharp, questo è Hyper, e questa è una marca stranissima che si chiama Alco, ma poi ve li farò vedere da vicino questi due boombox. Comunque a Napoli un'altra cosa che mi ricordo benissimo è che a Napoli, per dire andiamo a sentire la musica, si diceva Yammo Pisciu Sharp, andiamo ad accendere lo Sharp. Era proprio un intercalare napoletano, Yammo Pisciu Sharp, quasi tutto attaccato, quasi tutta una parola, e significava andavamo a sentire la musica su uno stereo della Sharp, perché all'epoca, in quegli anni, la Sharp era considerata una marca molto molto buona di sterei portatili. Anche i miei cugini avevano un bellissimo stereo portatile marca Sharp e ce l'avevano in cameretta, e noi di tanto in tanto andavamo. Allora, l'audio va in saturazione, quindi noi abbassiamo qui. Allora, pronti? Adesso non dovrebbe più andare in saturazione, mi sentirete un po' più basso, però perché io ho la voce bella alta. Riccardo, dimmi un po' se va ancora in saturazione l'audio, perché prima ho visto che andava parecchio sul rosso, adesso sto sul verde giallo, verde un po' di giallo. Secondo me adesso non va più in saturazione. Che mi dici? Vabbè, io vado avanti comunque. Quindi si diceva Yamaha P2 Sharp, e noi andavamo a sentire diciamo o la radio o le cassette sullo stereo, perché poi gli stereo portatili dell'epoca avevano o la radio o le cassette, ok? Non avevano il CD ancora, perché ancora non era uscito. Ok, perfetto, grazie mille, grazie del suggerimento a Riccardo che ci ha diciamo consigliato di regolare un po' meglio i volumi del microfono. Allora, in quegli anni a Napoli stava nascendo qualcosa si stava muovendo, e diciamo che quegli anni sono stati un po' particolari perché hanno visto la nascita un po' di tutto. Allora, in quegli anni non c'era niente, la musica si poteva acquistare su vinilo, su cassetta nei negozi di dischi, i giochi per Commodore VIC-20 o nell'84 diciamo più o meno arrivò in Italia il neonato Commodore 64, venivano acquistati nei negozi. Diciamo nessuno avrebbe pensato che sarebbe successo un qualcosa, un movimento che poi sarebbe stato necessario correre ai ripari, prendere dei provvedimenti contro quello che stava succedendo in quegli anni. Allora, io procederei a farvi vedere subito una cosa che vado a prendere da dietro a questi due sterei, ok? Vado a prendere una cosa, guardate. Allora, guardate questo cos'è. Sembra facile, ma facile non è. Questa è una scatola da 10 audiocassette Sony, quelle base al ferro da 60 minuti l'una. Vedete, Sony HF 60A/10, ok? Compact cassette compatte. Position normal. Vediamo un po' se mette a fuoco la videocamera. Se io gli faccio prendere abbastanza luce, questa dovrebbe mettere a fuoco tutto, vedete? Gli devo far prendere la luce, però me l'aveva messa a fuoco, ecco, vedete? Normal position, normal bias, ok? Quindi queste potevano essere registrate con qualsiasi piastra.
Ok, e quindi vedete io ho queste scatole. Allora, perché ho una di queste scatole? Perché poi tanto ve ne farò vedere talmente tante di queste. Questa è un po' più moderna di scatola, ma sempre parliamo della stessa pappa. Ok, guardate, sempre da 10. Allora, poi dopo andremo pure ad aprirle queste scatolette, vediamo che cosa c'è dentro. Vedete, io c'avevo tutto numerato, qui c'è scritto dalla 174 alla 183. Vedete, per esempio quest'altra che vi ho preso, io come vi ho detto ce n'ho migliaia di queste. Vedete, dalla 312 alla 321. Ok, quindi diciamo perché. Allora, mentre nelle edicole cominciavano a uscire un sacco di riviste, salve Buiku, benvenuti, lo so, oggi parleremo, Buiku sta su Twitch, e già un po' ha indovinato, comunque io continuo a parlare. Allora, si stavano sviluppando in edicola le cassettine per Commodore 64, VIC 20, ZX Spectrum 16K, ZX Spectrum 48K, e cominciavano a uscire delle riviste di dubbia, diciamo, di dubbia autenticità, perché poi erano riviste con dei giochi, con dei nomi modificati e quindi ai limiti della legalità. In quel di Napoli ci furono, erano 4 fratelli, anche se poi si parlerà di 3, questi fratelli si inventarono qualcosa che fino all'epoca, diciamo, non era neanche contemplato poterlo fare. Tramite degli sterei, degli apparecchi come questi, cominciarono a duplicare le cassette, ma non le cassette originali. Loro non prendevano queste cassette e le duplicavano, ok? Guardate, questa per esempio è una cassetta originale, Pole Position, ok? È originale, questa si vendeva nei negozi di dischi, bollino SIAE, eccolo qui, sta qui dietro, non so se lo riesce a mettere a fuoco, che spettacolo sta telecamera, vedete? Quello lì sopra la scritta Pole, cioè dietro alla scritta Pole, il bollino SIAE, ok? Quindi queste erano le cassette originali. Questi fratelli che cosa hanno fatto? Facevano delle compilation loro, inventate da loro, create da loro, e inventarono questo sistema di cominciare a diffondere la musica tramite delle cassette tipo, per farvi un esempio, tipo questa. Ovviamente adesso mi sono scoperto e stiamo parlando di Mixed by Harry. Perché non mi metti a fuoco? Perché non c'è abbastanza luce lì, mortangolieri, vedete? Con la luce, tac, e mi mette a fuoco. Questo ovviamente è De André. Ok? Buonasera Steve Commodore, buonasera, benvenuto, mi fa piacere che sei qui con noi per vedere questa live che io volevo fare da tanto e adesso ho trovato il tempo per farla e ho organizzato tutto, non potete capire qui dietro le cose che ho e le cose che dovremmo fare. Allora, quindi, visto che mi sono scoperto, andiamo a sballare questo plico, che poi è una cosa che tanti miei amici già hanno preso da un sacco di tempo, vabbè, e io mi sono ridotto all'ultimo, anche perché io non ho bisogno neanche di sballarlo questo, perché io, guardate, Uole! Questo è il Blu-ray disc del film Mixed by Harry, la storia dei fratelli Frattasio e di come loro sono riusciti a diventare la prima etichetta discografica italiana, pur essendo un'etichetta pirata. Ok? Se non avete visto il film ma avete Netflix, andatelo a cercare su Netflix e andatevelo a vedere. Ok? No, i fratelli Frattasio non hanno creato il marchio Charlie, attenzione, era Charlie che vendeva le sue compilation ai fratelli Frattasio.
che poi facevano le copie, attenzione, c'è un po' di confusione, perché le cassette le registrava Charlie nella discoteca, e poi Charlie vendeva gli originali che erano registrati su cassette al cromo, quindi non come quelle che vi ho fatto vedere prima io, ma su cassette. Vediamo un po' se riesce a mettere a fuoco. Sì, vedete, Position Chrome IH2 Type 2 High Bias 70 EQ, vabbè. E questa è una cassetta al cromo, questa è da 46, loro utilizzavano quelle da 60, ma facevano i master su cassette molto molto buone come questa, ok? Quindi venivano fatti i master che poi venivano portati ai fratelli Frattasio, che avevano Enrico, che faceva tutte queste compilation, ne sfornava tantissime di queste compilation. Allora, innanzitutto facciamo una bella cosa, tac, mettiamo questo, poi andiamo un attimo qua, aspettate, aspettate, ok, e poi aspettate, ok. Il film è tratto da questo libro che vi ho messo qui. Allora, qui vedrete, di qua, allora, opla, ok, questo è il libro e questo è il Blu-ray, ok. Il film è tratto da questo libro che io ancora devo comprare, ma sarà mia cura comprarlo, solo che io non sono un assiduo lettore, quindi non leggo tantissimo, però questo argomento mi tocca di persona, perché proprio tramite Harry, tramite diciamo questa ideona che ebbe Harry, io poi vi racconterò quello che sono riuscito a fare. Allora, torniamo a noi. Harry quindi aveva messo dei banchetti a Mergellina, Fuorigrotta, Agnano, dappertutto stavano i banchetti che vendevano le cassette by Harry, piano piano li diffuse un po' in tutta Napoli. E poi ovviamente io avevo cugini che vivevano a Pisa, ma che venivano con noi anche a trovare i cugini di Napoli, e quindi poi queste cassette tramite me arrivavano a Roma, tramite questi altri cugini arrivavano a Pisa. Poi ovviamente arrivati a Roma io avevo un sacco di amici e di compagni di classe, e copiavamo tranquillamente le cassette ai vicini di casa, ai compagni di classe, e quindi era tutto, diciamo, un diffondersi di queste cassette, ok. Allora andiamo a vedere qualcun'altra di Mixed by Harry. Guardate, questo è il Festival di Sanremo, visto che stiamo parlando di Harry, ok. Festival di Sanremo, Mixed by Harry, vedete? Festival di Sanremo. Andiamo a vedere qualcun'altra, va, e poi andiamo avanti con i racconti, vi faccio vedere qualche altra cosa. Mixed by Harry, eccolo qua, vedete? Festival di Sanremo 1990, Mixed by Harry, ok. Allora andiamo avanti e cominciamo a narrare la mia storia. Quindi piano piano passavano gli anni, e io, oltre alle cassette di Mixed by Harry, che poi vi farò vedere una valigia lì spettacolare, oltre alle cassette continuavo a collezionare e ad accumulare altre cassette, come per esempio potevano essere queste. Guardate, adesso ci andiamo a fare proprio così, vi faccio vedere pure la musica che io ascoltavo quando io vi dico che io ascoltavo qualsiasi tipo di musica. Questo è Queen, Greatest Hits, Recording by Ref DJ. All'epoca il mio nome era Ref DJ, non Reni J, vedete? E mi mettevo a scriverle tutte quante. Guardate, A2 Queen 8 files, 10 bytes free, mi divertivo a fare queste stupidaggini, vedete? dir.sng, non esistevano gli mp3, però visto che io a scuola, già dalla terza media e poi dalle superiori, un comune italiano di 11.577 abitanti della provincia di Alexa stop, ma che ha capito Alexa? Ma Alexa, allora vedete, dire quello, perché io studiavo a scuola, Non lo so.
studiavo a scuola MS-DOS e quindi ho voluto riprodurre su una cassetta sta cosa. Ma sono stupidaggini che mi inventavo io, eh. Guardate, Queen, Greatest Hits, volume 2. Oh. Guardate, tutte scritte a mano da me, A Kind of Magic, guardate che roba. Oh. Allora, i vecchi festival di Sanremo degli anni 50, 60, 70, 80, 90 erano meglio di quelli di oggi. Beh, direi di sì, direi di sì. Allora, guardate, questa per esempio era Disco Festa. Andiamo a vedere che c'era dentro sto Disco Festa. Sì, così. Se mi mettesse a fuoco. Mi devo imparare ad usarla sta cosa. Oh. Cia cia cia, twist, agadoo. Guardate. In Messico. Vita d'artisti, voci di primavera. Criminal Tango, la mazurka. Disco Festa 1 e 2. Ok? Sì, lo so, a parte Alexa qui a cacchio di cane. Guardate, qui è quando la Sony con ogni cassetta dava questo adesivo da poter attaccare sulle cassette. Guardate questo che cos'è? Out of Time dei Rem 1991 e c'è Danceteria al lato B, perché questa sarà una cassetta da 90. Esatto, vedete? UX90, UX90, quindi c'è Out of Time dei Rem al lato A e lato B Danceteria. Vedete la videocamera che mi mette a fuoco? È uno spettacolo, perché vedete, questa è sempre la mia calligrafia, vedete? Lo so, grazie, le piccadilli. Allora, pausa un attimo di questa scatoletta, per quanto... Mamma mia. Guardate, sta scritta qui è fatta con i trasferibili. Questa è Introspective dei Pet Shop Boys. Cioè, una meglio dell'altra ve le sto a far vedere. Non è che so musicaccia. Qui dice ci mancano le cose. A parte, guardate, io che mi mettevo a disegnare, guardate che disegni che facevo. Questa stava dentro la cassetta sto disegno, se riesce a metterla a fuoco. Questi li facevo così nel pomeriggio e qui ci sono i titoli su cassetta Dex RX. Io stavo pure passandole tutte in digitali, ma ce n'ho migliaia. Queste cassette sono migliaia e quindi non si possono passare tutte. Ecco, questa per esempio è originale, questa pure sconosciuta completamente. Nothing Like the Sun, questo è Sting, Nothing Like the Sun. Vediamo se mette a fuoco. Certo, Nothing Like the Sun, vedete? Ma guardate che sono una meglio dell'altra, perché questa, come vedete, io ascoltavo tutti i generi di musica, addirittura qua, questo è il colore dei pensieri dei Pooh, non c'avevo più il cartoncino dentro e me lo sono fatto con un foglio di quaderno a quadretti, vedete? E quindi io ci scrivevo tutto sopra, ed è pure per questo c'è tanto lavoro dietro che non mandava a buttare tutte queste cassette. Piano piano mi sa che me le risento tutte, le sono andato a prendere adesso dopo che non le toccavo dalla fine degli anni 90. Fly on the Wall degli AC/DC. Vedete, io sentivo tutta musica di qualunque tipo, guardate. Ecco. Vedete? Fly on the Wall degli AC/DC. Cioè, questa è tutta musica che ha fatto la storia. Questo è un album bellissimo. L'altra cassetta sta qui da qualche parte perché l'ho sentita. Ma, ultimamente, per dire, si parla sempre di 5-6 anni fa. Però questo è Palasport, il concerto dei Pooh, uno dei più belli che hanno fatto. Allora, quindi pausa un attimo su
su questa scatola e andiamo a vedere la prima sorpresa, che è questa. Guardate, allora, questa è una valigia che mi fu regalata da mio padre. Ok, andiamo a vedere cosa contiene. Ta 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 ta. Allora, ha nominato le Piccadilly I Mixed by Harry, ha nominato le Mr. Charlie 11, vedete? Qui dentro le mie amate, amatissime Piccadilly Soft, al contrario, le Piccadilly Soft, addirittura Leonardo G e Attilio Dance me le hanno mandate tutte le Piccadilly Soft, le stavo pubblicando su Mixcloud, poi Mixcloud è diventata a pagamento e arrivederci e grazie. Guardate per esempio, ecco, Piccadilly R e Tiffany, aspettate, ora vi faccio vedere un po' tutte. Piccadilly R Mixed by Harry. Allora, ste Piccadilly le facevano Leonardo G e Attilio Dance e le vendevano ad Harry. Harry pagava il master, ma tanto ci faceva sopra talmente tanti soldi che Dio solo lo sa, quindi gli conveniva pagare i master anche ad altri DJ. Attilio Dance Mixed by Harry. Queste le trovate tutte quante, io le ho passate sul mio canale Mixcloud. Guardate un po', questo è sempre Mixed by Harry, oro puro 1988, vedete? Questa è sempre una Mixed by Harry, anche se non c'era scritto, sempre, questa per esempio la Harry Magic, vedete? Questa si chiamava proprio Harry Magic numero, andiamo a vedere, vi faccio vedere proprio Harry Magic numero 4, vedete? Questa è storia della musica, ok? Ma perché se vi faccio vedere le Freeway 1 Mixed by Harry, vedete? Freeway 1. Andiamo a vedere la Freeway 2 Mixed by Harry Freeway 2, cioè discoteca New Beat House Mixed by Harry oh, e me vuoi mettere a fuoco? Ah già, io te lo fa prendere la luce così, perché la luce viene da sotto, capito? Mixed by Harry, bellissime, io sono affezionatissimo a queste cassettine. Poi ce ne stanno tante qua che non sono Mixed by Harry, però per esempio questa sì, Piccadilly I Mixed by Harry, Piccadilly F. Sul mio canale le Piccadilly normali da discoteca ce ne stanno tutti, Piccadilly F Mixed by Harry, quindi Attilio Dance e SOS Band, numero 15 Mixed by Harry, vedete c'è sempre scritto Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito. Quindi come stiamo vedendo Attilio Dance, quanto mi piacevano queste, la Attilio Dance Mixed by Harry, mi sa questa già ve l'ho fatta vedere,
Ok, e poi vi faccio vedere, per esempio, ce n'erano altre che erano di altre discoteche che io mi facevo fare direttamente dai DJ quando andavo in discoteca. La Marcus DJ, qui non c'è scritto niente ovviamente, Marcus DJ, che ne so, che vi posso far vedere qua, oh, per esempio, la Charlie 21, guardate un po' la Charlie 21 fatta in quest'altro modo, quindi questa è la Charlie 21, stereo cassetta, è super falsificata. Questa è una Charlie 21 non originale, non ricordo le cassette mix di Massimo Bani, ma erano prodotte nel nord Italia. Guardate questa è una Charlie 21 falsissima, ma proprio falsa, anche perché il nastro, la qualità del nastro fa schifo, cioè questa era veramente una distribuzione che sembrava più bella perché è tutta a colori, però rispetto a questa che stava sulla Sony HF, vedete, questa è una Mr. Charlie che non c'è scritto ma è mixed by Harry, distribuita da Harry. Questa aveva una distribuzione e si sentiva malissimo, ma sai, questa neanche l'ho passata in digitale perché non si sente per niente bene, capito? Quindi DJ Magic Disco, Julius Disco Mix, questo è Julius, ma molti magari avranno fatto il DJ in discoteca solo una volta, cioè disco live, super disco discoteca. Qua c'è sta un'altra Attilio Dance, che però questa me la so copiata, se vede, da mio cugino l'aveva comprata e io c'ho soltanto la copia. Vedete qua c'è la Attilio Dance numero 6 e la Tiffany numero 3. Così forse. Attilio Dance 6 e Tiffany numero 3. Cioè, vedete, tutto degli anni 80. Allora, andiamo avanti qua. È inutile che vi sto a far vedere, opla, tutto quanto questa archiviola. Questa poi fu una cassetta, ve la faccio vedere, che per me è stata importantissima. Si chiama Rocky e Rambo DJ. C'era la musica di Rocky e la musica di Rambo tutta remixata, tutte le colonne sonore di Rocky 4 e di Rambo 1 e 2, le colonne sonore belle remixate proprio bene, Rocky e Rambo DJ, e io mi innamorai di questa compilation, tant'è vero che mi pare che è stata una delle prime che ho digitalizzato sul mio canale di Mixcloud, ok? Andate a cercare Renato De Vita su Mixcloud. Guardate questo, Leo D-Jets J, e questa c'è proprio il timbro, marzo 1986 mi pare che è. Vediamo un po' se lo riesce a mettere a fuoco la telecamera, ci fa un piacere. Vediamo un po', aspettiamo, voglio vedere, perché qui dovrebbe entrare la macro. Vediamo un po' se invece così entra la macro. No, perché non c'è abbastanza luce. Guardate che strano che purtroppo non c'è abbastanza luce. Il driver pure non riesce. Secondo me questa telecamera col driver giusto e Windows 11 fa i miracoli. Tra l'altro mi si è disabilitato definitivamente, però voglio vedere. Quindi io mi abilito questo, perché levando questo e mettendo il fuoco manuale a macro voglio vedere, ecco, qui c'è scritto MAR 1989, MAR 1989, come vedete in macro messa manuale. Io sto quasi attaccato alla webcam, è tutto messo a fuoco, guardate, si possono fare le fotocopie, cioè guardate che spettacolo, veramente uno spettacolo. Rimettiamo il fuoco automatico e ritorniamo con la chat, ok? Quindi queste ce l'ho sia marzo 89 che aprile, guardate, marzo e aprile, sempre Leo Digits J,
forse così, Leo Digits J, e qua c'è scritto, vediamo se la mette a fuoco piano piano, arrivo, no, perché mi vede ancora a me, secondo me, vede ancora qui da mettere a fuoco, ecco, vedete che adesso l'ha messa a fuoco da solo, aprile 89. Ok, allora, e quindi passavano gli anni, come ho raccontato, vi sto facendo vedere che quando io vi dico che ho migliaia di cassette, migliaia di dischetti, eccetera, è tutta verità, proprio perché io adesso qui ho bustoni e bustoni, anzi dopo andremo a vedere qualche altra cosa, perché ho tante cose da far vedere, la live è ancora un po' lunga, anzi scrivetemi se avete qualche domanda, qualche cosa, io vado avanti così a ruota libera a raccontare quella che è stata la mia esperienza. Quindi mi cominciavo ad appassionare, io all'epoca non c'avevo questo stereo ancora, c'avevo un registratore con una sola cassetta, con un solo altoparlante, in cui mi ci sentivo anche i raccontastorie, ma mi ci sentivo anche la musica di tutte queste cassette che andavo via via comprando a Napoli, dai banchetti che distribuivano le cassette create appunto da Enrico, da Mixed by Henry. Allora, ciao Luke, buon sabato, buone ferie a Luke74, finalmente anche lui va in ferie, si riposerà un po', mi fa tanto piacere che è qui con me, già l'abbiamo salutato prima anche se non c'era con noi lo menzioniamo sempre, lo so, questo adesso ne parliamo, siamo quasi arrivati a parlare di questo, prima dobbiamo parlare di questo e poi parleremo anche di questo tra l'altro l'ho tenuto in modo maniacale, sembra nuovo, mai usato, se io poi vi avvicino questa telecamera che c'ha il fuoco automatico, tutto quanto, vi faccio vedere che non c'ha un graffio, non c'ha niente, cioè è nuovo praticamente. L'ultima volta che l'ho usato funzionava perfettamente anche la televisione, questo è radio, tv e registratore, quindi veramente un bel oggettino. Questo invece era radio e registratore, poi vedremo perché. Allora, stavo dicendo che c'avevo un registratore senza tutta questa parte qua, senza radio, era soltanto un registratore a cassette con il record, una sola altoparlante e io ci sentivo un po' il raccontastorie e un po' la musica. Poi mia nonna mi regalò questo per un Natale, ok? E adesso lo andiamo a vedere, ci sarà un po' di polvere, non ci ho avuto tempo manco di levare la polvere, però ve lo voglio far vedere. Qualcuno che avrà visto qualche altra live mia, io ho fatto vedere tutti questi adesivi, guardate tutti gli adesivi che ci ho attaccato, guardate, I love Europe qua, guardate di qua c'è sta un teschio, guardate un teschio prismatico, sto teschio è prismatico, guardate, poi vi voglio far vedere di qua la lingua, danger, tutto prismatico, vedete che sono tutti prismatici questi? Ok, allora qui vedete ci sono tutte le leve di comando di questo stereo, però manca qui una manopolona. Allora, che è successo su questo stereo? Mi si ruppe il filo che muoveva sulla scala graduata e andava a muovere il condensatore variabile ad aria, mi si ruppe tutto il filo che muoveva tutto. Allora io smontai tutto il pezzo per poter rimettere il filo, poi praticamente ne comprai un altro stereo della Philips, e quindi quel pezzo rimase abbandonato per anni. Lo so, se Riccardo, se ti piacciono gli adesivi, cerca nel mio canale, ci sono due live in cui ho fatto vedere la mia grandissima collezione di adesivi. Io ne ho tantissimi adesivi, ho una cartellina gigante perché ho degli adesivi addirittura che si usavano sui cofani delle macchine. C'ho un'aquila per esempio che andava, comunque le cassette Mixed by Henry le schifavo all'epoca, non lo so perché in alcuni casi erano registrate meglio degli originali. Per esempio guardate queste qui, paradossalmente queste sono originali, queste sono le cassette originali, per esempio ecco, dei Rolling Stones, questa per esempio è una cassetta originale dei Beatles. In alcuni casi quelle Mixed by Henry si sentivano meglio di queste
perché il nastro che usavano queste qua era di qualità peggiore rispetto al Sony HF o al TDK D60 utilizzato da Harry, ok? Poi Harry aveva delle piastre, porca la miseria, che facevano paura per fare le duplicazioni, quindi vabbè, parlavano mica tanto, calcola che io sulle Mixed by Harry a me parlava soltanto una volta al lato A, una volta al lato B, che ne so, Peppino Di Capri diceva Peppino Di Capri è firmata Harry, però lo diceva in un punto, guarda che erano studiate, Harry era un grande, perché lui lo diceva dove Peppino Di Capri non cantava, a parte che lui si inventava tutto dei cambi per amalgamare bene una canzone con l'altra, però diciamo lui era, come posso dire, più che un DJ, perché lui ha fatto cassette di Peppino Di Capri, ha fatto cassette di Nino D'Angelo, ha fatto cassette di Eros Ramazzotti, quindi diciamo lui riusciva a mixare tra loro i brani nel momento esatto in cui non, diciamo, veniva sfumato benissimo un brano con il successivo. Ovviamente sulle cassette Mixed by Harry il più delle volte la sequenza dei brani non era rispettata, se la reinventava lui, ok? Quindi diciamo che le cassette Mixed by Harry, che poi a me piaceva questo fatto che tutti i brani erano mischiati tra loro, non c'avevano gli spazi, mentre tu nelle cassette originali come questa fatte in studio trovavi lo spazio tra un brano e l'altro. Nelle Mixed by Harry raramente, anzi quasi mai, c'era lo spazio tra un brano e l'altro. Lui utilizzava, se era una 60 minuti, 30 minuti lato A, 30 minuti lato B, lo utilizzava tutto. Non solo, ma poi spesso e volentieri queste cassette originali duravano tra i 40 e i 46 minuti, mai di più, perché l'originale era sempre, doveva entrare sul vinile, ok? Questo era soltanto un supporto aggiuntivo del vinile, e sul vinile c'entravano tra i 20, 23, 25 minuti massimo per lato, e quindi le cassette erano, diciamo, meno di 60 minuti. Harry, in quei minuti che avanzavano al lato A e al lato B, ti metteva altre canzoni dello stesso genere che ti potevano far, diciamo, appassionare ad un altro artista, ad un altro gruppo che faceva brani più o meno dello stesso genere della cassetta che tu avevi comprato, ok? Quindi non solo magari c'era tutta la cassetta a cui tu eri interessato, ma c'erano magari dei brani simili di un altro gruppo alla fine, o magari anche dei brani dello stesso gruppo presi da altri album, ok? Ciao Michele, stiamo parlando di Mixed by Harry perché ho fatto l'unboxing finalmente del Blu-ray disc di Mixed by Harry, e dicevo appunto che per chi ha Netflix andatevelo a vedere perché è un film molto molto bello, molto romanzato ovviamente, perché le cose non sono proprio andate così. Io con Enrico Frattasio mi sento in chat, ci scriviamo, gli ho fatto molte domande, lui mi ha risposto e mi ha confermato delle cose che io ho visto nel film e che non mi suonavano bene. Pirati, vedete? Allora arriviamo che mia nonna mi ha regalato questo. Più o meno in quel tempo comprammo pure casa a Lavinio, ok? E io presi l'idea di Harry, ci elaborai un po' sopra e niente, mi venne l'idea anche a me di cominciare a comprare scatole di cassette, e vi dico che io le pagavo 600 lire l'una, però io le compravo a 100 alla volta, non 1.000.000 di nastri alla volta. Quindi se io le pagavo 600 lire, Harry sicuramente le pagava di meno, non gliel'ho mai chiesto, quindi non gliel'ho mai chiesto quanto le pagava lui le cassette, però io le pagavo, le compravo 10 scatole di queste, 10 per 10, 100, erano 100 cassette, ok? E mi sono messo a venderle sulla spiaggia, ok? Allora, perché uno dice pirati e io dico Allora, come si dice a quelli che hanno fatto Special Play Games, Special Program, i Magnifici 5, i Magnifici 7 e stavano in edicola con tutti questi giochi tra virgolette piratati? Pure Harry, che per anni ha venduto cassette, diciamo, di dubbia provenienza, perché alla fine lui non c'aveva il bollino SIAE,
sulle cassette Mixed by Harry non ci trovate il bollino SIAE. Qua assolutamente non c'è nessun bollino SIAE, quindi questa è proprio pirata di cassetta. Però perché il termine pirata all'epoca non si poteva usare? Perché non c'era una vera e propria legislazione che regolamentava un po' tutto questo sistema di distribuzione sia dei programmi da una parte del Commodore 64, poi successivamente dell'Amiga, tutti questi dischetti da 3 pollici e mezzo blu, i bulk blu che andavano in giro dappertutto. Io tra l'altro cioè io tutto quanto 600 lire ho pagato. Io pagavo 600 lire i dischetti vuoti del Commodore 64 da 5 pollici e un quarto, pagavo 600 lire i dischetti bulk DD dell'Amiga, quelli blu, li compravo sempre a 600 alla volta, i bulk blu. Quelli del Commodore 64 li compravo a 100-150 alla volta da committeri. Quindi vi sto dando un sacco di informazioni, ok? E poi pagavo 600 lire l'una anche le cassette audio, ok? Quindi le cassette audio io mi mettevo con degli sterei tipo questo, perché c'avevo all'epoca, poi già ero passato oltre a questo, c'avevo anche il Philips, il cubo della Philips che c'aveva il giradischi, e già avevo cominciato a comprare un po' di vinili 33 giri eccetera, e c'aveva il giradischi, la radio e doppia cassetta. Tutti quanti avevano questa funzione. Guardate, se me lo metto a fuoco qua, questa, vedete? High normal, high speed dubbing. Tu potevi registrare una cassetta in circa il metà del tempo. Salve in officina con Grisugino pure ci abbiamo oggi. Allora, quindi quella funzione che è presente anche qui, poi quando vi farò vedere quest'altro stereo pure ve lo farò vedere bene, questa funzione era molto utile per ridurre i tempi di registrazione delle cassette, perché altrimenti ci volevano 60 minuti a cassetta e si perdeva, diciamo, la convenienza di mettersela a copiare. Comunque, per farvela breve, io le pagavo 600 lire l'una, le rivendevo a 5.000 lire sulla spiaggia, ok? E c'avevo, non so se mia madre non è riuscita a trovare, ma io sono sicuro che mi avevano fatto una fotografia, io seduto così con l'asciugamano accanto a me, pieno di tutte queste cassette, ok? Pieno zeppo di tutte queste cassette. E io che mi mettevo a venderle sulla spiaggia, ok? E mi piaceva pure parecchio, perché mi mettevo con lo stereo, che attenzione non era neanche questo, era un altro stereo più piccolino della iRadio. Sto cercando di ricordarmi dove sta quello stereo della iRadio, pure quello doppia cassetta e radio, ma è la metà, un poco più della metà di questo. Era piccolino, portatile, anche quello con due casse, però non a due vie. Io ero fissato, vedete qui due vie, qui due vie, medio bassi e alti, medio bassi e alti, ok? Tra l'altro tutti quanti con microfono stereo. Questo c'ha il microfono sia di qua che di qua. Io fissato sempre con queste cose quando comprai questo stereo, che poi guardate, questo venne comprato a Napoli, questa marca non esiste, Alco, io non l'ho trovata da nessuna parte, non esiste, anche perché io se lo trovassi a comprarlo uno stereo così funzionante o anche non funzionante, perché tanto lo conosco talmente bene che lo saprei anche riparare, questo stereo non l'ho trovato da nessuno. Mi sa che ne hanno prodotto solo uno e me lo so comprato io, guardate, anche perché io ero fissato con i V-meter, e questo qui acceso qua c'ha tutti i V-meter, vedete? Si vedono in controluce, questi sono i V-meter del livello del suono. Poi qua c'è stava stereo e power, ok? Ma era veramente un bellissimo stereo per l'epoca, per gli anni 80, lo facevo uguale Aiwa. Grazie del consiglio, me lo vado a cercare Aiwa. Non vorrei sembrare polemico, ma gli Special Program, per quanto cassette pirata, erano vendute regolarmente e lo Stato incassava tutte le tasse previste. Non lo so, Droni Flegrei non lo so, perché sulle cassette non c'era nessun timbrino, non c'era niente. E quelli, io te lo dico perché vai a vedere sul mio canale, io ho tutte diciamo i volumetti, poi ho comprato pure da edicola8bit.com, ho comprato
tutte le ristampe che lui ha ristampato, li ha scannerizzati, tutti i volumetti e puliti. Diciamo, non era proprio normale quello che facevano quelle cassette da edicola, costavano anche poco per essere tanti giochi, i Magnifici 7, i Magnifici 5, 6.900 lire, 7.000 lire, con tutti quei giochi non era proprio regolare, perché non costavano così poco i giochi originali, neanche se tu li volevi, diciamo, dare e pagare perché ne vendevi in grande quantità, allora dici io ti faccio un forfettario. Siccome quei giochi costavano molto di più, non è possibile che tu con meno di 10.000 lire ti compravi 5 o 10, i Magnifici 7, i Magnifici 5, c'erano cassette con 12 giochi, mi ricordo, ma adesso stanno di là, Special Play Game, Special Program, c'avevano tanti giochi, non è possibile che loro pagavano tutto quanto, tutte le licenze e tutto quanto, quindi bisogna sempre prendere con le molle. Però, come stavo dicendo, perché Harry è andato avanti tanto tempo e le riviste anche sono andate avanti? Perché non c'era una legislatura valida, una legislatura. All'epoca andavano dietro ai mafiosi, a quelli che spacciavano cocaina, a quelli che impicciavano per miliardi. Perché Harry alla fine, non vi voglio spoilerare niente del film, però alla fine, no, in tutto, in qualsiasi cosa, quando uno esagera, allora alla fine ti tagliano le gambe. È perché Harry, si vede nel trailer del film, si vede in tutte le ispezioni che girano, quindi ve lo posso anche dire, Harry spese 5 miliardi di lire in cassette vuote. Quando uno spende 5 miliardi di lire in cassette vuote, non puoi passare inosservato. Una cosa è che tu dici, vabbè, io mi compro 1.000.000 di lire in cassette vuote sto mese, 1.000.000 di lire un altro mese, e tu ti tieni un po', diciamo, in dei limiti, ma se tu cominci e te ne esci così da un momento all'altro 5 miliardi di lire in cassette vuote, non passi più inosservato purtroppo. Poi ti cominciano a chiamare, ti dicono oh, io te li posso dare pure a de meno, poi comincia a chiamarti quell'altro, io sono rappresentante Sony, quello è rappresentante TDK, io sono rappresentante BASF, ma come, ma te servono, quante te ne servono, quanto le vuoi pagare, ti cominciano a dire, perché a quelle quantità è ovvio che poi c'è una gara necessariamente a ribasso del prezzo, a chi può fare il prezzo più basso. Anche se poi io raramente ricordo delle Mixed by Harry su cassette diverse da TDK e Sony, non ho mai visto su una BASF o su una Fuji, una Fujitsu Sim, niente, sempre Sony o TDK, quelle originali di Mixed by Harry. Poi magari le copiavano queste Mixed by Harry, e quindi, perché poi ovviamente Harry fu copiato anche da, aspettate, prima di questa, piano piano, da un altro che si timbrava così, un ascolto pulito by Nanny. E vai telecamera, metti a fuoco che ce la puoi fare, ce l'hai la potenzialità. Oh, questa cassetta è registrata con compact disco, un ascolto pulito by Nanny, vedete? Poi da questo aspetto delle Mixed by Nanny passarono addirittura a quest'altro aspetto, si va sempre meglio, vedete? Anche questo è un ascolto pulito, guardate, by Nanny scritto qua sopra, stavolta è con la I normale, lì c'aveva la Y, vedete, by Nanny. Quindi c'erano pure quelli che le ritimbravano, quelle di Harry, e però c'erano pure quelle con fotocopia, e quindi Harry cominciò a scrivere le cassette con fotocopia non sono originali Mixed by Harry. Perché? Perché c'erano altri che compravano una cassetta Mixed by Harry, 5.000 lire, in mezzo alla strada dai stessi banchetti dove le compravo pure io, poi si mettevano, le copiavano, non c'avevano i timbri originali per fare queste scritte, perché queste si mettevano quelli che lavoravano per Harry, oltre 150 dipendenti, e facevano queste scritte con i timbri, ok? Loro non avendo i timbri facevano la fotocopia della copertina e la mettevano dentro alle cassette, ok? Sempre vendute a 5.000 lire, sempre costate 5.000 lire le cassette Mixed by Harry,
e però non erano originali Mixed by Harry, perché magari mentre Harry aveva delle attrezzature professionali, lasciate stare pure quello che si vede nel film, che hanno rimediato delle piastre, delle cose a scopo proprio illustrativo del film, ma lui aveva delle cose professionali, andava a cercare delle cose giapponesi, veramente ha investito tantissimo anche sull'hardware. Harry, Enrico Frattasio, nei laboratori dove ci lavoravano decine di ragazzi usavano soltanto materiale di alta qualità, e infatti poi si vedeva, perché le cassette sono arrivate fino ai giorni nostri. Andate sul mio canale Mixcloud, www.mixcloud.com, hanno registrato quelle canzoni. Io lì ho levato solo i frusci che si sentono del nastro che striscia sulla testina delle piastre, Io lì solo quello ho fatto, non ho fatto altro, e si sentono già benissimo. Perché che cosa è successo? Dimmi un po'. Si è bloccato qualcosa? Attenzione, ditemi un po' se si sente ancora. Problemi tecnici? Ai ai ai. Fatemi vedere. Si sente ancora? Oh, io qui c'ho Twitch e funziona. Ai ai ai. Fatemi vedere. Questo è Twitch. Oh, io qui c'ho Twitch e funziona. Ai ai ai. Mi confermate problemi tecnici, perché allora è restream, perché io su Twitch vado diretto con OBS, mentre su YouTube e Facebook vado a scatti, cosa che non succede su Twitch. Come vedete, su Twitch è fluido tranquillamente. Allora, aspettiamo un attimo magari che si liberano i server di Restream. Aspettiamo un secondo, intanto io continuo a dire delle cose. Allora, quindi questo stereo fu il mio primo stereo a doppia piastra, eccetera. Play, pause, c'aveva il counter. Poi tra l'altro guardate, questa, guardate come si apre lenta, piano piano. Guardate questa, si è scaricato, dentro c'è una pompetta, quindi questa, guardate, si apre piano piano, guardate. Vedete? Guardate questa. Bam! Subito, è immediato, ok. E questo lo poggiamo un attimo per terra. E adesso vi faccio vedere bene questo. Che tra l'altro questo in teoria va pure a batteria, Ai 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 ai. E non ci stanno le batterie dentro. Allora, guardate che spettacolo. Casse a due vie. Tra l'altro le casse sono staccabili, Le casse sono tranquillamente staccabili. Vedete, dietro sono attaccate coi cavi, destra sinistra, e c'è l'ingresso anche per il CD, ok? E qui c'è l'ingresso per un'antenna esterna, vedete? E qui ci sono le regolazioni del monitor, del televisore, ok? Aia, però mi viene mal di schiena, aspetta, mi faccio male proprio. E pensate che sta attrezzo qui con le batterie doveva essere portatile. Vabbè. Arambo, vai! Allora, andiamolo a vedere più da vicino, vedete? C'è scritto 2 way, 4 speaker system, quindi 2 vie, 4 altoparlanti. Qui c'è il selettore dove potevi mettere TV, la banda TV, la banda della radio, oppure potevi mettere il CD o AUX, quindi ci potevi attaccare anche un'altra piastra, e poi c'era la radio, ok? Poi anche qui c'ha i 3 pulsantini. Azzarola, fatemi vedere che diceva qua. Ah, vedete, questo registrava pure sulle cassette al cromo, vedete? Tramite questi pulsantini. Là c'è sta speed dubbing, poi tape, vedi, CR2 normal e tape CR2 normal. CR2 erano le cassette al cromo. Hai visto che la domanda poi è arrivata? Il grandissimo Luke ci fa una domanda molto interessante. Ma il televisore è bianco e nero o a colori?
Allora, il televisore c'è scritto qui davanti, aspettate, ecco, Luke, ti faccio rispondere direttamente dallo stereo e dalla telecamera Full HD. Qui c'è scritto Hyper 5 pollici portabile, black and white TV e double cassette radio recorder, ok? Quindi black and white BW. Ma perché non mi regge il fuoco sta telecamera? Sì, se ne va proprio. No, dai che non gliela fo più. Non gliela fo. Iper, portabile, black and white, TV, double cassette, radio recorder, vabbè. Ai 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 ai. Quindi è un televisore a tubo catodico, bianco e nero. Ci collegava il Sinclair ZX Spectrum e caricava le cassette dal lettore. Eh sì, perché si poteva fare tranquillamente, perché questo poi bastava collegare l'uscita audio al line-in dello Spectrum e l'uscita audio dello Spectrum al line-in di questo, così potevi sia registrare i programmi che scrivevi a mano sullo Spectrum e sia caricare i programmi da un qualsiasi registratore. Lo Spectrum te lo davano addirittura già con i due cavetti grigio e nero, i due cavetti erano grigi e neri dello Spectrum, per collegarlo a un qualsiasi registratore. Normalmente si usava un registratore, quindi non uno stereo, ok? Però andava bene qualsiasi riproduttore e registratore di cassette per lo Spectrum, ok? Una cosa strana che non hanno mai fatto per il Commodore 64 era un adattatore dalla presa dataset del Commodore 64 con due gecchetti dove uno ci poteva attaccare magari un registratore normale, però se ci pensate è anche normale che ciò non sia stato fatto, perché il 64 era lui che comandava la rotazione del nastro, quindi il motorino del dataset, cioè quando compariva found si fermava da solo il dataset, non dovevi premere stop, compariva found, si fermava tutto, tu premevi spazio e ricominciava a girare il motorino. Quindi il dataset era totalmente controllato dal Commodore 64, mentre per lo ZX Spectrum non era così. Tu dovevi premere play, lui faceva tutto da solo, trovava il file ma non si fermava, lo continuava a caricare, quindi compariva video, found e loading senza che si fermava niente, continuava. Quindi erano due modi diversi di andare ad accedere ai dati o a registrare i dati. Quindi diciamo che forse è pure giustificato questo fatto che non hanno mai fatto uno spinotto da Commodore 64, diciamo dalla porta dataset del 64 con due femmine per attaccarci due cavetti e usare un qualsiasi registratore, per quanto, come abbiamo visto in altre live, di dataset compatibili fatti anche dalla Trevi. Buonasera Gianluca, benvenuto. Fatti anche dalla Trevi per esempio, quindi che non c'aveva niente a che fare con la Commodore, ce ne sono stati tantissimi e il Luke 74 ce lo può confermare, che tante case si sono messe a produrre dei registratori per Commodore 64, ma anche che non c'avevano neanche la forma del dataset, proprio che non c'entrava niente, neanche la forma, i registratori rettangolari normali, scatolette così, e funzionavano pure abbastanza bene sul Commodore 64. Io ne ho fatto vedere uno addirittura che aveva l'ingresso per attaccarci o una cuffia o un altoparlantino piccolo per poter regolare alla meglio l'azimut, ok? Grande Gianluca, prego. Gianluca, buona serata, benvenuto tra noi. Siamo partiti dall'unboxing del film di Mixed by Harry, il Blu-ray, per parlare un po' di quelli che sono stati gli anni 80 visti dal mio punto di vista. Quindi dicevo che io mi sono messo a duplicare più cassette possibile, vedete, questa è un'altra scatola, qui addirittura c'è scritto dalla 164 alla 173, guardate qua, addirittura c'è Malinconoia, qua c'è Queen, Innuendo, vedete, cioè qui c'è un po' di tutto, guardate, ma veramente di tutto. Questo è Queen, Innuendo, e poi qui sempre tutte scritte benissimo, ma io pure i giochi del 64 tutte così, Innuendo, I can't live without you, with you,
vabbè, poi guardate un po', vabbè, Marco Masini questo ce l'ho pure su vinile, Disperato ma non serio di Giorgio Faletti, è un bellissimo disco questo, c'è anche Ulula, ma sono tutte belle queste canzoni. Giorgio Faletti, Disperato ma non serio. Vedete come le scrivevo bene io? Ma guardate, questo è originale. Guardate che c'ho qua Giovanotti for President. Cassetta originale di Giovanotti for President. Ma state scherzando? Questo è originale, non è mixed by Harry, Vediamo un po' qua. Qua che caspito era questa? Qua c'è sta Edoardo Bennato, ok Italia. Buster di Phil Collins, questo l'ho scritto per lungo, guardate un po', vedete? Edoardo Bennato, comunque tutte numerate, vedete? Numero 171, vedete? E qua ci sono i titoli come sempre, vabbè, vedete? Mo piano piano queste me le rimetto tutte a posto, mi devo controllare che ci stanno tutte, perché qui per esempio, ecco, dice qua selezione da catene Mina, questa invece è una compilation che ho fatto io, questa, ah sì, la riesco a mettere a fuoco, va, vedete? Questa è una selezione dall'album Catene di Mina, e vedete, io ascoltavo tutti i tipi di musica, quando io vi dico, bei ricordi, lo so, queste sono cassette fino al 90, 98, 99, ma come sapete io vado a sbattere contro il 31 dicembre 1999, io sbatto contro questo muro e torno indietro, è un muro di gomma, non riesco a oltrepassarlo e a entrare negli anni 2000 e siamo nel 2023. Guardate un po' qui che c'ho, già l'ho fatto vedere in altre live, questo è un Sony Walkman originale, io ce ne avevo uno, vedete qui c'è scritto pure auto reverse, e va e metti a fuoco, vedete? Auto reverse. Comunque questa telecamera è uno spettacolo, perché basta dargli la giusta illuminazione. Mo la prossima volta io mi metterò l'altra Mortangoli suoi, e dove sta? Non la trovo, vabbè, poi la troverò. C'ho un'altra lucetta a LED che la devo mettere dall'alto, che punta direttamente verso il basso, così mi mette a fuoco qualunque cosa. Ok, questo comunque è un Sony Walkman spettacolare, funziona ancora, perfettamente funzionante, vedete? Noi andavamo a scuola con questi cosi, ok? Ah, questo è pure radio, per forza, perché qua c'è stereo mono, questo è il volume, questa è la direzione, in un verso o nell'altro, che spettacolo che era pure questo, oh. Beh, questi erano, diciamo, i telefonini di una volta per sentire la musica, ok? Questi, vedete, bassi e alti qua ci stanno qua, per regolare i bassi, i mega bassi, super bassi, low e high. Vedete, bassi, potevamo andare a regolare per mettere più bassi o più alti, vedete? E questo era per attivare il super bass, vedete? Super bass on off. E qua sotto che altro c'era? Ah, il Dolby, c'era pure il Dolby questo, oh. Dolby Noise Reduction, NR, Dolby Noise Reduction, gli anni 70, rimbalziamo indietro dal 1999, non lo so tutti, non è vero, perché molti l'hanno fatto il salto e io invece continuo a rimbalzare, anche perché le cose che fanno oggi non mi piacciono più di tanto, e quindi io continuo ad accumulare roba o che parla di cose vecchie o che è proprio roba vecchia, perché vado nei negozi e nei mercati dove, nei mercatini dove espongono roba vecchia, proprio roba vecchia. Io, vedete, mi piacciono, ecco, 2 CD, questo mi sa che è degli anni 90, un doppio CD di Castellina Pasi, cioè, per dirvi, è uno che suona, un maestro di fisarmonica questo, quindi voglio dire, cioè, andiamo a vedere qualche altra scatola, questo per farvi capire, guardate, io continuo a prendere scatole, perché ce ne ho tantissime, io come vi ho detto ce ne ho migliaia di queste cassette, qua che dice dalla 331 alla 340, vedete?
Sì, me lo ricordo quello giallo resistente all'acqua, come no? Ah, vedete, qua c'è sta tutta una collezione di 10 cassette, le grandi melodie. Questo sicuramente è qualcosa della De Agostini. Andiamo a vedere, va. Ne prendiamo una sola. Le grandi melodie di Agostini, certo. Allora, attiva la macro, vai con la macro. Vai con la macro. Vado con la macro? Vai con la macro. Macro. De Agostini, vedete? Ma è scritto talmente piccolo che io, se non attivavo la macro, a occhio nudo, manco lo vedevo. Vedete, è scritto piccolo piccolo. Le grandi melodie di Agostini. Pure queste belle, una bella collezione. Queste ancora non l'ho passate, non l'ho mai vista in digitale. Invece devo metterle, devo passare in digitale. Andiamo avanti. Guardate, arca miseria. Qui ci devo mettere un po' di scotch, oppure un po' di colla qua. No, mi sa che metterò un po' di colla qua e ce lo rincollo. Vedete? Qua che dice dalla 134 alla 143. Vediamo che c'era. Cioè, ma tutti questi dischi, se io li faccio vedere, quelli che sono dell'età mia, li conoscono tutti. Chi è questo? Luca Carboni. Ok. Chi è? Andiamo. Questo è Lambada 1 e 2. Questi sono usciti 2 LP Lambada e questi sono passati su cassetta tutti e due. Vedete? Ma guardate che è veramente tanta roba qui, poi non ve le sto facendo vedere tutte. Varie Sanremo 45 giri, TV, qua ho preso molti, già c'avevo un sacco di 45 giri, le cose, e qua dice esatto, Francesco Salvi, La fine del mondo, Gigi Sabani, Le mamme, Toto Cutugno, Supercar c'era, Asso di classe di ferro, You Came di Kim Wilde, qui c'è tutta una storia qua, The Big Live Thing dei Duran Duran, bellissimo pure questo, era un concerto, era un concerto bellissimo pure questo dei Duran Duran. Duran Duran sono quelli di Notorious, sono quelli diventati famosi con Wild Boys, dei Wild Boys, quindi Duran Duran non è che erano pure loro gli ultimi arrivati. Questo per farvi capire, guardate che in mezzo alle mie cassette poi track esce fuori pure questo, per chi lo conosce. Leggete un po' questi occhiali che io non ci vedo, ho gli occhiali da sole. Antonio Vivaldi, Le quattro stagioni. Cioè, ma vi rendete conto che questa è musica classica? Ok? Quindi io, oltre alla musica normale, mi sentivo anche la musica classica. Perché no? Perché no? E quindi io mi sentivo la musica classica. Allora, vediamo un po' dove siamo arrivati, perché mi sa che siamo arrivati al punto, no. Ancora, leggiamo. Le faccio vedere, io non ve l'ho fatte vedere tutte, vi ripeto, perché sennò facciamo notte. Guardate, questo è un altro. Addirittura dalla 154 alla 163. Allora, chi è? The Cure. Chi è che non si ricorda The Cure? Mixed Up. Vedete? The Cure. Qua chi sei? Chi sei? Midnight Oil. Vedete? Midnight Oil. Blue Sky Meaning. Midnight Oil. Sempre tutto con tutto scritto bene, vedete? Il tempo di ogni lato, tutto compilato correttamente, vedete? Midnight Oil, cioè Fate, George Michael. We're gonna fate, baby, fate. Vedete? Pure questo è compilato benissimo. Guardate che spettacolo. New Kids on the Block. Cioè, guardate, qua c'è scritto New Kids on the Block, Step by Step. Questo era sia un singolo, Step by Step, ma anche un album. Mi pare che il loro primo album dei New Kids on the Block.
Iron Maiden addirittura mi sentivo, ti è Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son, ti è, ma guardate che roba, e questo che caspito è? Billy Idol, qua non so se me lo mette a fuoco, sì, Billy Idol the best, Billy Idol the best, pure qua ci sarebbero scritti, ma sono scritti a matita, perché quindi non ce la farà mai a farmelo vedere, vabbè, e questo pure ve l'ho fatto vedere, dai, andiamo avanti, tanto poi vi devo far vedere l'ultima cosa, e poi, allora, questo invece leggiamo da quale so, qui poi le tutte rimette a posto, da 144 a 153, vedete, ma tutto originale. Avevo letto Luca Cusani al posto di Carboni. C'era un modello giallo resistente all'acqua. Allora andiamo a vedere qua che c'è. Giovanotti, una tribù che balla, e una tribù che balla, oh, e una tribù che balla, oh, oh. Vedete qua sempre A dir, c'era la directory, B dir. All'epoca studiavo MS-DOS, quanto mi divertivo. Giovanotti, la mia moto, Giovanotti for President. Questa era la cassetta che io mi ero fatto da quell'originale che c'aveva per portarmelo in giro. Vedete, una cassettaccia scritta addirittura con l'Uniposca, Giovanotti, no? Me l'ero fatta per portarla in giro, perché non mi volevo portare in giro gli originali. Molto spesso si faceva sta cosa sul Walkman, per non portarsi in giro le cassette originali che magari uno se le perdeva, e allora si faceva la copia, così, una copia da battaglia. Quelli della notte in concerto, Renzo Arbore, quelli della notte, vedete? È pure qua tutto scritto, ok? Ma la notte no, vabbè. Allora, avevo anche, ci stanno ancora tutti quanti giù, questi portacassette, 2, 4, 6, 8, 10, sempre 10 cassette ci vanno. Questi ce l'avevo appese per tutta la stanza. Voi non ci crederete, questi me li comprò mia madre, ma me ne comprò una trentina di questi portacassette. Questi, aspettate, mo le levo le cassette, poi ce li rimetto. Ovviamente pure qui sotto c'avevo... Questi stavano nella mia... No! Ah! Questa io lo so dove sta sta cassetta, quindi mo mi tengo fuori la custodia. Questo è Eros Ramazzotti, Cuori agitati, stereo cassetta, Allora, scusate, vi faccio vedere. Allora, vedete? Qua ci sono questi due buchi. Allora, questo e questo. Vedete? Io mi ero messo dei chiodini un po' lunghi, con la testa abbastanza larga, e allora li facevo entrare qua e qua, e poi l'appendevo. Ma ce n'avevo una trentina, 30, 40 di questi, tutti messi uno sopra l'altro, dall'alto verso il basso, e sotto ovviamente scritto anche dalla numero 214 alla numero 223, vedete? Sotto adesso non l'ho portati tutti, perché praticamente è inutile portarli tutti questi, tanto che vi faccio vedere, sono una marea di cassette che alla fine annoiano. Allora, una cassetta a cui sono molto affezionato è questa, mi venne regalata da una mia vicina di casa, e io l'ho sentita tantissimo. Questo è Battiato, tra l'altro dicono che sia non, diciamo un album completamente diverso dai soliti di Battiato, però a me piacque tantissimo e l'ho sentita tantissimo. Tra l'altro questa cassetta mi è stata regalata prima dell'acquisto di quello stereo che adesso ho appoggiato per terra, quindi quando ancora avevo quel registratore di cui vi parlavo prima, che aveva una cassetta sola. Allora, questa che io so dove sta, la lascio qua, così mi ricordo di metterci la cassetta dentro. Queste altre qua che c'è? Che c'è qua? Ah, queste sono compilation, pensate. Madonna mia. Qui c'è sta varietà di Gianni Morandi, ma guardate che ne abbiamo prodotta talmente tanta di musica, eppure tutte belle scritte bene. All'epoca avevo tutto il tempo del mondo pure per scrivere bene tutte le cassette, ma poi scrivevo bene i dischetti del 64, scrivevo bene i dischetti di Amiga,
tutto archiviato col Commodore 64, cioè tutti questi numeri poi qua corrispondevano all'archivio fatto col Commodore 64, mi sono scordato di dirvelo. Io avevo fatto un programma in Basic che andava a salvare file sequenziali secu dentro al drive del Commodore 64 e io andavo ad aggiungere tutti i record sul Commodore 64. Poi mi comprai, mi costruì da solo perché ce l'ho ancora giù in sala hobby, un cavetto che si collegava alla porta seriale del 64, quella stessa dove si attacca il drive, ok? E poi si collegava alla porta parallela del PC e via con un programma Parnet io ero stato in grado di trasferire i dati che avevo sul Commodore 64 in formato ASCII 64 purtroppo, perché molti caratteri non mi passarono, mi fecero un sacco di casino e passai diverso tempo solo a modificare qualche carattere, perché l'ASCII del Commodore 64 era diverso dall'ASCII di Amiga, però ho potuto trasferire tutti gli archivi che io avevo, dei vinili, delle cassette, dei giochi del 64 e dei giochi di Amiga, che ve l'ho fatto vedere pure, c'avevo quel plico verde che spesso vi ho fatto vedere nelle mie live. Io lì ci mettevo e stampavo con l'MPS 803 all'epoca, poi venne sostituita su Amiga dalla 6 coscia GP100 VC e poi successivamente dalla Epson LQ100, che erano delle stampanti molto superiori alle Commodore MPS 803, anche se la Commodore MPS 803 rimane la mia stampante preferita, la stampante che ho usato di più. Con quella MPS 803 io ho fatto una marea di striscioni quando facevo il DJ, facevo gli striscioni che andavo a fare il DJ, buon compleanno, auguri, buon 30° anniversario, quello che vi pare, e facevo tutto con la MPS 803, ok? Allora, siamo arrivati verso la fine, Sì, allora guardate, io qui c'ho ancora dei rimasugli di cassette imballate, vedete? Queste sono cassette imballate al ferro, queste sono della MTech by BASF, già la BASF era mezza fallita, e quindi la MTech, diciamo, acquisì la BASF, infatti il logo ancora è quello, il logo è quello della BASF, vedete? Però c'è scritto MTech, ok? MTech by BASF, e queste erano una rimanenza delle cassette vuote che si usavano, ok? Ce n'ho ancora parecchie. Perché ho detto che siamo un po' addirittura d'arrivo? Quant'è che sto in live? 1 ora e 24. Perché adesso vi faccio vedere, chi mi segue su TikTok anche, o anche su IG, vede che io sto pubblicando una marea di sigle TV. Adesso, per farvi capire, già vi ho fatto vedere che c'ho un sacco di vinili, già vi ho fatto vedere che quest'anno anche da Picture Disc ho comprato altri 3 vinili di sigle TV di Cristina D'Avena, eccetera, ma voi non avete idea. E adesso li andiamo a vedere insieme. Allora, guardate, questa è una cassetta di sigle TV, ma non so se riesce a mettere a fuoco, tiriamolo fuori, va. Sigle TV queste sono, Piccoli Boys, Vobinda, Goldrake, eccetera, ok? Queste sono tutte cassette di disco folk, guardate, queste sono sigle TV. I Piccoli Boys, mi scappa la pipì papà, Portobello è una sigla TV, vedi? Va bene, e questa è la prima. Ora le comincio a appoggiare qua, guardate che combino io oggi. Baby Compilation numero 4, qua è piena di sigle TV, guardate. Gig Robot, Candy Candy, Poseidon, Sasuke, Lulu, Starzinger, tutto. E poi giù qua, guardate, mo, che vi credete, Ah, questa è addirittura colonna sonora. La Sirenetta, e vai a quello paese, così di sicuro non mette a fuoco. Colonne sonore, La Sirenetta, Ritorno al futuro, vedete? La Sirenetta e Ritorno al futuro, e qui ci stanno tutti i titoli. La Sirenetta e Ritorno al futuro, non so proprio sigle TV, ma fanno parte delle sigle TV numero 10. Qua mi sono perso la custodia, ma oh, lo so, Portobello è un mercato pazzerello dove trovi questo e quello, e c'è pure Pappagallo con il becco giallo.
un pochino picchiatello, non sa dire Portobello, ma cantare vuole il ritornello. Portobello. Vabbè, qua c'è sta Marco Polo, vedete ce ne stanno tante di sigle qua. Gli gnomi delle montagne, Cibernella, vediamo se lo mantiene a fuoco, sì, il ballo del quacquaccio, i cale, Lulu, vedete Spider-Man, ok, no ma guardate, sono veramente uno sproposito, ma sono uno sproposito, mo. Allora, quella a cui sono affezionato di più è questa, Super Sigle TV. Questa fu una cassetta che mi comprò mio padre, mi sa una delle prime, e non era così, infatti io poi me la ricomprai. Io ci strappai io, ma ero piccolissimo, ci strappai io qui la custodia perché ci doveva essere l'altro lato di questa verde. Poi io questa l'ho comprata sia su vinile e sia su cassetta, perché alla fine era questo. Così doveva essere. Io l'ho ritrovata pure su cassetta, vedete? Questa è quella lì che vi ho fatto vedere, sempre originale, però stavolta con tutte e due, vedete? C'ha sempre verde sia qua, e questa ce l'ha tutte e due. Ed è un'altra copia di quella là, però comprata dopo. Ok? Sì, Ritorno al futuro è qualcosa di grande. Vedete? Questo è Goldrake Compilation. Goldrake Compilation, e qui ci stanno Actarus, Procton, Alcur, Rico, il Venusia, eccetera. Vabbè, queste poi ve le faccio vedere. Qua ci stanno Fivelandia 2 e Fivelandia 4, queste sono delle copie, perché adesso le faccio vedere almeno quelle originali. Qua ci sta il Fivelandia 2 e il Fivelandia 4. Allora, per andare un po' più veloce, ok, tiriamo fuori questa, tiriamo fuori questa, qua. Queste sono quelle originali, ora vi faccio vedere, Mannaggia la miseria, sono un fagotto. Sì, pure quelle originali sono un fagotto, Aspettate che le sto prendendo un po' tutte, ma so proprio tante, bisogna stare attenti a non far uscire queste qua, Bimbo Parade, Baby Parade. Ah, queste, guardate un po' qua, vi faccio vedere questa, che se c'è connesso ancora Luca o qualcuno di Amiga Ida, guardate un po', Amiga Sound and Songs, guardate un po' che mi ero fatto. Queste erano prese dalle demo di Amiga. Queste ho attaccato l'Amiga allo stereo, io ce l'avevo sempre attaccata, io non ho mai sentito l'Amiga con le casse del 1084S, io qualsiasi Amiga ci ho avuto sempre attaccati dietro allo stereo, ok? Guardate, queste sono tutte, anzi questa la devo passare proprio che tutta così com'è, però mi hanno messo a pagamento Mixcloud, vaffan bene, non posso pubblicare più niente. Amiga Sound and Songs, questa pure me la lascio qua perché mi interessa. Intanto stavo prendendo tutte, la spirulina, sono un fagotto, ma sono proprio tante. Guardate, questo è Bimbo Mix originale, cioè questo c'ho pure il vinile, ovviamente c'ho un po' di tutto. Bimbo Mix ce l'ho tutti in vinile e cassetta. Io non riesco a trovare la sigla TV originale di Forum 94-2003, introvabile quella sigla su YouTube, c'è ma si sente malissimo. Ci penso io perché sicuramente quella di Forum sta dentro una delle Five Parade. Io ce l'ho tutte le Five Parade e quindi che lì ci stanno, vedete l'altro Bimbo Mix. Qui mica si gioca, Io come sigle TV mi sa, ma né radio animati e neanche DJ Osso. Cioè, se te lo metto insieme forse mi cominciano a creare un po' di problemi, però Gatchman, D'Artagnan, l'età della pietra, guardate, Radio Animati c'ha dalla sua che c'ha l'esclusiva di riprendere tutti i concerti a tutte le varie fiere del fumetto, quindi Radio Animati è tanta roba e io li stimo moltissimo, sono fortissimi e sono grandissimi, io la sento spesso, così come DJ Osso Radio, tutte e due, però io sono patito di sigle TV da sempre, dalla mia memoria, io sono sempre stato patito di sigle TV. Guardate, questa addirittura è Cristina D'Avena,
le più belle canzoni di Cristina D'Avena, volume 2. Guarda, questo è l'originale, eh? Balliamo e cantiamo con Licia, Cristina, Peter Pan, Pollon, David Gnomo, Bob Bob, se quasi mi dice Johnny e Nanna Supergirl. Poi vi faccio vedere che ne so, il Fivelandia 4, questo per me è stato il miglior Fivelandia che sia mai stato fatto. Il Fivelandia 4. Ce n'ho due copie su vinile. La Ubim, 3500 lire la Ubim, proprio originale dell'epoca, vedete? Vabbè, poi andiamo avanti. Love Militia e Beehive. Andiamo avanti. Kiss Militia, l'abbiamo visto l'altra volta che ho preso il vinile, perché questo c'aveva solo la cassetta, il vinile no, di Kiss Militia. Questo ce l'ho già sul vinile. Licia, Dolce Licia e Beehive. Aspettate, che arrivo subito. Aspettate, che devo scartabellare qua per trovare. Ecco. Fivelandia 3. Fivelandia 3. Ma che botica fa? Lo so, le sigle TV sono tanta roba. Infatti io sto crescendo parecchio su TikTok proprio perché pubblico sigle TV. Però ho visto che le più famose fanno più visual, però già ci stanno in tutte le salse. Mo' ho cominciato a pubblicare quelle che non conosce nessuno, cioè quelle dal 99 in poi, che stanno sui Fivelandia dal 10 in poi, su Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV dal 2000 in poi, che le conoscono in pochi, sto facendo pochissime visual. Io non lo so come sono correlate le visualizzazioni, cioè a me mi compare, poi me ne vedo un paio di secondi, non la conosco, scorro, però in quel paio di secondi TikTok ti calcola la visual, ok? Invece a me proprio alcune fanno, ce n'è stata una addirittura Pollon no, Memole Dolce Memole, che mi ha fatto 11.000 visualizzazioni, e poi ci stanno queste nuove che ho messo tra ieri e oggi che me ne hanno fatte manco 100. Guardate un po' qua. Super Sigle TV volume 1, i piccoli boys e disco folk. Boh, vabbè. Qua ci danno, vabbè, Fivelandia, questo addirittura c'è il Fivelandia 1. Vedete? Questo è il Fivelandia 1. La regina dei mille anni, la stella della Senna, Sbirulino, Amico New Five Time, che era cantata da Marco Columbro, e questo è Maisoni Goku, la colonna sonora dei Maisoni Goku, ovviamente in giapponese, c'è scritto Jap, vedete? Quindi c'ho pure un sacco di OST, Original Soundtrack giapponesi. Super Sigle TV qua, Super Sigle TV volume 2, volume sonca. Cioè ce ne stanno talmente, c'è un bustone lì pieno di cassette con tutte queste sigle, God Sigma, Gig Robot, Guerre fra Galassie, Spider-Man, tutti in campo con lotti, a tutto gas, motori in pista, sono caspito, io di tutte queste cose. Ma qui ce ne stanno uno sproposito, so più manco... Questa non c'entra niente, questa sì però. TVlandia successi numero 3, questa la scrittura è del mio amico Mirko. TVlandia successi numero 3, questa me la registro lui, vedete? Saluto tanto Mirko, non ci sentiamo da un sacco di tempo. Chi è? TVlandia numero 6, chi è? TVlandia successi numero 6. Siamo rimasti in pochi perché mi sa che in pochi sono interessati alle sigle. Comunque seguitemi, chi gli piacciono le sigle, seguitemi sia su TikTok sia qui su YouTube, dove vi pare, perché io le pubblico, e iscrivetevi nel caso al gruppo che c'è da sempre su Facebook, che si chiama Super Sigle TV. L'ho creato, non lo so, tanti anni fa, ma tanti anni fa. Vabbè, io direi che ci possiamo fermare perché qua sono veramente troppo. Vi faccio vedere il Fivelandia originale l'1. Questo è il primo Fivelandia originale, ce l'ho su vinile, ce l'ho su cassetta e ce l'ho su CD. Fivelandia originale, le più belle sigle originali dei tuoi amici in TV. Vedete? Tanto de bollino si ha, vedete? Con tanto di bollino si ha. Queste sono tanta roba, tanta roba.
Quindi allora, finiamo di fare il racconto. E quindi niente, io cominciai sulla spiaggia e diciamo anche l'anno successivo, io l'ho fatto per un paio d'anni perché poi cominciai a fare il DJ e mettermi a copiare cassette, sinceramente non mi andava proprio. Quindi diciamo che tutto si risolse in un paio d'anni, ma io queste cassette ovviamente che facevo, che le vendevo solo sulla spiaggia a luglio-agosto che stavo a Lavinio, non è che a Roma o cose di questo genere mi mettevo a vendere queste cassette. Io stavo un paio di mesi là e mi mettevo 2 o 3 ore prima che arrivasse il caldo fortissimo la mattina e un'oretta al pomeriggio, mi mettevo lì, mi sentivo una cassetta o due di quelle che c'avevo, così la facevo pure sentire come si sentiva con lo sterietto a pile, e quello che riuscivo a vendere vendevo, ma tanto il guadagno era talmente grande, ragazzi, perché voi non ci pensate, ma io pagando 600 lire l'una a sta cassetta e vendendola a 2000, no, io la vendevo a 5000 lire, ma voi capite quant'era? Poi non ci si pagavano tasse né niente, perché all'epoca nessuno ti diceva niente, poi io ero molto ragazzino, ero piccolo, quindi nessuno mi diceva niente, poi non è che stavo a creare quello che ha fatto Harry, perché andate a vedere il film, alla fine c'è scritto quante cassette lui ha fatto, è quello che a lui l'ha rovinato, perché ha esagerato, io per quanto ne posso aver fatte, cioè sempre sto enormemente al di sotto, io sull'asciugamano mi c'entravano boh, forse un centinaio di cassette, però non le vendevo tutte tutti i giorni, attenzione, io vendevo una decina di cassette al giorno, questo è quello che vendevo, poi prendevo pure le ordinazioni sulle altre cassette, gli dicevo vabbè che te può servire zucchero, e mi ricordo tanto zucchero che mi chiedevano, Madonna, Michael Jackson, zucchero, Madonna, Michael Jackson, che altro mi chiedevano di tanto, c'era pure azzurro, mi pare, azzurro 88, una cosa del genere, azzurro 88 pure, che andò parecchio, poi niente, Giovanotti for President, pure quello me la chiedevano parecchio, vado a memoria, Giovanotti for President, azzurro 88, c'era zucchero, il Festival Bar pure mi chiedevano, esatto, il Festival Bar, ma al di là di questo, alla fine poi erano sempre le stesse richieste e io quando me ne chiedevano una ne registravo sempre due, quindi così ce n'avevo una già venduta e l'altra la mettevo lì e tanto sono sicuro che visto che me l'avevano chiesta ne avrei venduta pure un'altra, quindi c'era pure un minimo di marketing dietro, cioè ma tutto fatto da me alla buona, cioè dentro casa, quando io poi la sera stavo a casa magari facevo sì le 11 mezzanotte, anche l'una di notte. Mi racconti un attimo la storia di questo Harry. Allora, Harry era uno dei 4 fratelli Frattasio, nel film sono 3, ok? Diciamo che Harry ebbe le DJ Parade, sì, però le DJ Parade sono anni 90, quindi io già non le facevo più queste copie negli anni 90, quindi... Allora, racconto brevemente, senza spoilerare niente, quindi sarà molto complicato senza spoilerare. Io vi racconto un po' a grandi linee quello che è il trailer del film e quello che io, siccome l'ho vissuto in prima persona, il periodo Mixed by Harry, ok? Allora vi racconterò, visto da me, il periodo Mixed by Harry. Allora Harry alla fine degli anni 70, così, cominciò a registrare delle cassette e a distribuirle per i quartieri di Napoli, Fuorigrotta, Agnano, Mergellina, che ne so, tutti i vari quartieri di Napoli, c'aveva delle persone che facevano i banchetti con le sue cassette. Ok? All'inizio erano poche, cioè non c'aveva questa, le trovavi insieme alle altre cassette false che si trovano già in giro, perché bene o male un minimo di cassette false già si trovavano e si trovavano anche in altre città, c'erano questi falsari, però erano sempre uguali, erano cassette con scritto stereo cassetta, questo è originale, va bene, guarda se ne riesco a trovare una falsa, un bimbo mix falso ce l'avevo io un bimbo mix falso, fammi vedere, no perché, ah eccola, forse chi smilicia questa qua era quella perché c'ho pure l'originale, stereo cassetta, sì, questa qua
di Kiss Milicia, vedete, sembra originale, ma è falsa perché dentro, vedete, c'è scritto stereo cassetta, io l'ho scritto io, Kiss Milicia, Dolby Stereo, e queste si trovavano in tutta Italia, negli autogrill, un po' dappertutto, cassettacce false, senza un minimo di bollino SIAE, e queste le facevano tante persone, si mettevano a fare, cioè c'era una distribuzione di queste cassette false, che erano palesemente false, anche perché la qualità del nastro faceva quasi schifo, ma veramente si sentivano malissimo, e quindi Harry ebbe la brillante idea di cominciare a fare delle compilation fatte stesse da lui, mettendoci un timbro e utilizzando delle cassette molto buone, come le Sony HF60 o le DTK D60, ok? Guardate, queste sono tutte mixed by Harry, ok? Io adesso non vi ho potuto far vedere quelle che furono le primissime, che Harry le scriveva a mano, erano scritte a mano e mixed by Harry. Per esempio la Peppino di Capri Story, che mi sa che sta qui giù, ma non la posso prendere, no, qua è impossibile prenderle. Comunque esiste la Peppino di Capri Story, che io già ho digitalizzato e sta sul mio canale Mixcloud, ok? Quelle false ai banchi del mercato, sì, esatto, ci stavano un po' dappertutto ed erano più o meno così, con le copertine fatte così, con i brani scritti su uno sfondo, tutto un fondo, un colore o nero, rosso, quello che è, ma si vedeva lontano un miglio che erano false, ma proprio lontano un miglio, anche perché sulla cassetta stessa non c'era scritto niente, stereo cassetta, niente di che. Mentre invece Harry ebbe questa brillante idea di utilizzare delle cassette molto buone, molto buone, in modo da mantenere la qualità abbastanza alta ed utilizzare delle piastre di registrazione molto buone. Allora, lui, come si vede nel trailer, a un certo punto ha cominciato a spendere 5 miliardi di lire in cassette vuote, e lì secondo me ha esagerato, ok? Lui voleva solo fare il DJ, però volendo solo fare il DJ è stato la prima etichetta discografica a livello italiano, cioè la RCA, la Fonit Cetra, tutte quante, siccome si dividevano, ognuno aveva i propri cantanti, ognuno aveva le proprie compilation da pubblicare, chi aveva il Festival Bar, che quella però era più Fininvest, era più Baby Records, era più come si chiama quella come la Baby Records, la Five Records, la Five Records, che pubblicava magari Festival Bar, mentre magari la RCA se poteva pubblicare Sanremo. Comunque se le dividevano, e quindi tutte quante avevano un certo livello di vendite, mentre questi facevano tutto. Mixed by Harry faceva tutto, faceva il Festival Bar, faceva il Festival di Sanremo, faceva Gianni Morandi, faceva Giovanotti, faceva chi più ne ha più ne metta, Nino D'Angelo, faceva, e quindi Peppino di Capri, non l'ho nominato prima, faceva tutto, e quindi vendeva talmente tanto. Quindi lui faceva pure, come abbiamo visto qua, faceva i Queen, faceva Michael Jackson, Madonna, tutti i tipi di musica. Tra l'altro questo Harry è un grandissimo, si chiama Enrico Frattasio, come ho già detto io mi sento con lui via chat ed è stato un sogno realizzato conoscere Enrico Frattasio, quello che faceva le cassettine che io compravo quando ero piccolo così, veramente e tutto questo successo se l'è meritato, perché poi alla fine dei giochi quello che sappiamo tutti è che a lui ha scontato tutto, gli hanno levato tutto, e adesso come lavoro, ultimamente grazie al film, sono 1 anno e mezzo, grazie prima al libro che vedete qui, ecco questo è il libro e questo è il Blu-ray, questo qui è il Blu-ray e questo è il libro, grazie al libro da cui poi è nato il film, lui ha cominciato a poter fare il DJ veramente nelle discoteche, e adesso sta facendo un po' le apparizioni un po' dovunque, lo chiamano da tutte le parti perché il film ha avuto un sacco di successo sia in Italia che all'estero. Però fino a 3-4 anni fa lui faceva scatole per bomboniere, scatole da regalo, si chiamava Enrico Scatole su Facebook, e si era dato a un lavoro onesto, un lavoro normale, perché purtroppo tutto quello che aveva guadagnato, e si parla dei tanti soldi, perché calcolate che io, come vi ho detto, io queste cassette le pagavo 600 lire l'una
però io le rivendevo a 5.000 lire. Harry le pagava molto meno di me e le vendeva ai suoi distributori a 2.500 lire, ok? Però lui alla fine aveva 11 laboratori, aveva 150 dipendenti, capito? Quindi era un qualcosa di enorme, era diventato troppo grande, troppo, e alla fine ovviamente come tutte le cose gigantesche alla fine si è fatto notare troppo. Secondo me, se lui rimaneva un po' più piccolo, eccetera, non dico che ancora c'era, perché poi man mano che lui cresceva hanno cominciato a fare le leggi e alla fine, come sono sparite le cassettine da edicola e i dischetti da edicola del Commodore 64 di Amiga eccetera, sono cominciati a comparire i dischetti soltanto col demo del gioco su Amiga, allo stesso modo sono nate le leggi che proprio ti tagliavano le gambe sulle cassette audio, ok? Sui CD masterizzati, vedete? Guardate, leggete un po' sto CD. Guardate quando è stato masterizzato, questo funziona perfetto, eh. Questo l'ho fatto con l'Amiga nel 98 4000, con l'Amiga 4000, Amiga 4000 060. È un Boeder, sigle MP3. Queste sigle MP3 sono state scaricate dal sito Prometeo e ancora mi ricordo l'indirizzo che stava su Unina, l'Università di Napoli, Unina Kame Ustre DSI unina.it/Prometeo, ok? Quindi quello era l'indirizzo diciamo di IRC che ti portava direttamente a una chat dove c'erano, poi ci stavano dei comandi, ma non mi ricordo benissimo, mi pare che era punto esclamativo list e punto esclamativo D per scaricare tutto quello che vedevi a schermo, e c'era una marea di sigle MP3 e qui dentro ce ne sono parecchie, quasi tutte, perché all'epoca poi erano campionate a 44.1 kHz invece che 48 ed erano a 128 kilobit, adesso si fanno tutte a 320, quindi come Napster, non ricordo, Napster. Facebook deve tutto a Napster, si è diventato famoso, perché il creatore di Napster ha aiutato un sacco Zuckerberg quando creò Facebook e diventò un socio di Facebook, il creatore di Napster, molto importante, perché il creatore di Napster, a parte che era ricchissimo, c'aveva un sacco di soldi, vabbè, però c'aveva un sacco di conoscenze. Il Napster, che lui venne condannato per Napster perché aveva fatto un altro sito pirata, lì se si comincia a parlare invece delle cassette, che lì si cominciava già a parlare di pirateria digitale, e a quel punto proprio siti come Prometeo sugli hard disk sui mainframe dell'università stavano tutti questi MP3 eccetera, cominciarono ad essere regolati, quello venne condannato, Napster venne chiuso, però oramai la frittata era fatta, nacque Emule, nacque uTorrent, nacquero tanti altri modi per scaricare diciamo la musica digitale e non si fermò più fino a quando la Apple non se ne uscì con l'iPod, che ancora prima dei telefonini che leggevano gli MP3 c'era l'iPod, c'era lo Zoom della Microsoft, ci stavano, guardate che parlare con me, qualsiasi cosa mi dite, io l'ho vissuta in primo piano, quindi c'era pure il Creative Move, io ce n'ho uno usato e uno imballato di Creative Move che leggevano gli MP3, c'erano tanti di questi apparecchietti che uscivano uno dopo l'altro, addirittura c'erano delle pennette con scritto Commodore MP3 Player, ed erano delle pennette secche e lunghe gigantesche da 32 mega, no giga, 32 mega, c'entravano 10 canzoni, 15 canzoni sopra, però te potevi ascoltare, ed erano marchiati Commodore. Se andate su YouTube, immagini, le trovate, Commodore MP3 Player, ve escono queste pennette che uscivano all'inizio degli anni 2000 proprio su un marchio Commodore. Quindi guardate che io ho tante conoscenze, tante cose dell'epoca, ho vissuto proprio in pieno quegli anni, quindi tutto il periodo Napster, il periodo Winamp, quando uno su Windows 95, come la sentiamo la musica con Winamp, poi molti di noi avevano Amiga, affezionatissimi Amiga, io avevo un bel Amiga 060, dico ma come? Ma io un Amiga 060, voi vedete che non riesco a sentire gli MP3, e nacque Amigamp. Con Amigamp io sentivo gli MP3, certo,
sul PC 16 bit stereo era tutta un'altra cosa, con le Creative Sound Blaster, con quelle schede si sentiva molto molto meglio il PC rispetto all'Amiga che aveva il processore, diciamo che era un dual channel, non era proprio stereo se vogliamo, proprio era quattro voci e tu li potevi accoppiare a due per dare uno pseudo stereo, però si sente sempre che so tutte separate quelle voci e non le potevi rendere stereo, quindi gli MP3 pure non si sentivano proprio benissimo come sul PC con la scheda 16 bit. Certo, se poi ci mettevi Paula sulla scheda Picasso 4, allora cambiava la musica e allora lì potevi sentire gli MP3 o stessi del PC su Amiga, però ci dovevi avere Paula, modulo concerto sulla Picasso 4, quindi tutta una serie di schede aggiuntive che costavano uno sproposito, e allora lì c'avevi un'Amiga 4000 bello pompato e tenevi testa anche al PC, però avevi speso quasi più di quello che costava un PC, un Pentium 233 MMX all'epoca, quindi e lì girava benissimo, anche c'era Amicamp, addirittura mi pare che avevano fatto una versione di Amicamp per PowerPC. PowerPC era il processore alternativo al Motorola 68060 più veloce, serie RISC, quindi l'Amiga PowerPC ci giravano bene anche i giochi tipo Doom, tipo Quake, questi giochi 3D, i primissimi che uscirono, però diciamo che il PC andava molto più veloce, tutte queste schede 3D FX, ho pubblicato un video fatto a SMAU 97 quando la Matrox pubblicò la M3D, la Matrox 3D, che era una scheda accelerata che permetteva di far girare anche Tomb Raider, che girava solo sulla PS1, di far girare Tekken, di far girare F1 in tempo reale sui PC. Quindi diciamo già a quel livello l'Amiga cominciava a zoppicare, anche perché la Commodore fallita, non ci investiva nessuno quasi più, gli hardwareisti bene o male si stavano trasferendo, così come pure quelli che facevano il software, tutti quanti su PC e su PlayStation, e quindi Amiga purtroppo ha fatto la fine quella che sappiamo tutti, però niente da dire sul fatto che Amiga nel 2023 è ancora viva, ancora vengono fatte le demo, un sacco di demo, una più bella dell'altra, ancora vengono fatti i giochi, andate a vedere Zap, l'ultimo numero, tra l'altro mi è arrivato l'ultimo numero di Zap, però col casino che è successo, che mi hanno detto non devi fare questo, non so neanche, siccome loro non hanno pubblicato la copertina sul sito, io ho paura pure a farvi vedere la copertina sinceramente, quindi non vi faccio vedere niente. L'ultimo numero di Zap è il 9, quando arriverà, se siete abbonati, sfogliatevelo a casa, che vedevo di. Io ripeto, non dirò niente di quella live che mi hanno fatto togliere, se non che mi è dispiaciuto tanto, perché io l'avevo fatto con tutto il cuore, speravo che loro capissero che il mio intento era pubblicizzarli e aiutarli a vendere una rivista, mentre invece loro hanno detto no, doveva essere una sorpresa di qua e di là, quando io oggi pure ho fatto un filmato dentro la Feltrinelli, ti fanno sfogliare qualunque cosa, quindi sfogliare una rivista, sfogliare un fumetto, sfogliare un libro è permesso, non è vietato, quindi anzi ti aiuta nelle vendite, perché se uno vede un articolo che ti interessa dentro una rivista sei più invogliato a comprarlo. Se tu vedi qualcosa che ti appassiona, un'immagine, pure un logo che a te ti piace, un logo, dici vedi, a me quel logo mi piace, quasi quasi spendo quei soldi, mi compro quella rivista solo per quel logo. Loro non hanno voluto sentire ragioni e quindi ho dovuto togliere il video, l'ho levato e mi è dispiaciuto parecchio, là ci sono rimasto male, cioè, mi è dispiaciuto, è l'unica cosa, però è un loro diritto, io ho rispettato quello che mi è stato chiesto e ho immediatamente tolto, appena me l'hanno chiesto, in poco più di 5 minuti ho eliminato il video sia da Facebook che da YouTube, ok? Non dirò più niente di quella live. Niente, quindi siamo arrivati in finale, ora mi toccherà rimettere tutto a posto, questi li toccherà riportarli su, non li ho voluti accendere perché se si rompessero mi dispiacerebbe troppo, quindi niente, rimarranno così. Io sono sicuro, questo l'ultima volta che l'ho usato si accendeva tranquillamente, non funziona la radio perché ci manca tutto
quel pezzo qua, tutto quanto, però le cassette funzionavano tutte e due. Però vai a sapere se c'è qualche cinghia lenta, qualche cosa. A me poi le cassette, io qui ho tante piastre della Technics professionali che mi permettono di sentire le cassette bene, e quindi non voglio che si rovinino queste cassette, attenzione, non mi dispiace proprio. Ma perché? Che è successo con Zap? Io, guarda, ti dico solo una cosa perché non mi va tanto di parlarne. Io ho fatto uno sfogliamo insieme di Zap Rain e immediatamente mi hanno detto togli immediatamente quel video, ti denunciamo, togli immediatamente quel video. Ma proprio a brutto muso, eh. Io ho cercato di spiegare le mie buone intenzioni nel fargli pubblicità, anche perché sono rimaste una sessantina di copie da vendere. Quasi quasi me le potrei comprare tutte, tutte 60 io, perché a me mi hanno detto Zap Rain sta ancora in vendita, non voglio che si sappia niente di questo. Io gli ho detto guarda che se nessuno sa niente, nessuno sono contro sto Zap Rain, al di là di quelli che tu già hai venduto con la prevendita e con gli abbonati di Zap normale che gli hai mandato la mail come me, cioè tu non difficile che li vendi. Io gliel'ho detto, molti utenti del mio canale Telegram Amica Ida sono venuti a conoscenza anche per esempio dell'esistenza di Zap, quello nuovo del 2023 che è cominciato a uscire l'anno scorso, insomma lo Zap nuovo, tramite delle live che ho fatto io, dei video che ho pubblicato io. Quindi gli ho detto guardate che è una pubblicità, no 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 no, lo devi levare, è copyright. Io poi lo sono andato a leggere la riga che sta scritta lì, parla di riproduzione. Io non ho fatto né PDF né niente, io ho fatto vedere le pagine da lontano, basta, questo ho fatto vedere il contenuto della rivista, non è che ho fatto chissà che. E parlavo molto bene della rivista perché la qualità della carta era eccelsa, una bellissima carta lucida sulla copertina, bellissimi colori, tra l'altro con questa videocamera nuova si rendevano benissimo pure i colori che erano stampati sulla rivista. No, niente, c'è stato niente da fare, mi hanno minacciato più volte di denuncia e quindi io ho dovuto dire ok, in 5 minuti, anche perché io non sono contro nessuno, io rispetto tutti, siete voi che l'avete fatta, siete voi che ci avete i diritti, siete voi che avete diritto al fatto che io tolga il video, ok, e l'ho levato in 5 minuti, proprio mentre stavo in chat gli ho detto guarda il video l'ho levato, ok. Poi abbiamo continuato un po' a parlare perché gli ho spiegato le mie buone intenzioni, anche perché io ho 300 iscritti al canale, quindi non lo faccio per scopo di lucro, perché minimo ne devi avere 1000 per sperare che YouTube ti dia un minimo. A me sinceramente non mi paga né YouTube né TikTok né Instagram né Facebook né nessuno. Io lo faccio per passione e per far conoscere, diciamo, io tutta sta tiritera io l'ho fatta per fare conoscere ad altra gente, per chi ancora non l'ha visto, Mixed by Harry. Ma non è che io parlando di Mixed by Harry o di Anime Cult, sfogliando la rivista, a me mi arriva qualche soldo, non mi dà niente nessuno. Io lo faccio per passione, la mia è solo una passione, quindi quello è. Niente di più, niente di così assurdo, a parte che nessun avvocato avrebbe preso una denuncia per poi 60 copie da vendere, che su 60 copie si ci guadagneranno 100-150 euro, euro che cola. Cioè, perché veramente non riesco a capire tutto. Io anzi avrei ringraziato una persona che mi avesse pubblicizzato un mio prodotto, no? È ovvio, poi gratuitamente, senza. No, se la sono risentita pure che io non li ho avvertiti, ma io mi posso mettere a dire a quelli, sfoglio la vostra rivista, e poi sfoglio la vostra, e poi sfoglio. Divento stupido io soltanto perché permessi. Poi magari ci mettono un po' di tempo per rispondermi, io quando le fa? Io come compro una rivista cerco nell'arco della stessa giornata di quando mi arriva o di quando la compro in edicola di fare lo sfogliamo insieme, anche perché poi se aspetti troppo e la rivista non c'è più in edicola diventa stupido fare questi video. Quello è un format che io mi sono inventato proprio per promuovere le riviste e aumentare le vendite, ma non per rovinare chi le fa. Figuriamoci se io mi metto a rovinare chi fa una cosa che a me piace tanto, cioè parlare di retro computing, parlare di retro cartoni animati come Anime Cult per esempio, parlare di retro musica, vinili e tutto. Cioè qui se ci cominciamo a fermare sui copyright diventiamo matti qua, non
non si va più avanti, anche perché la concorrenza è talmente tanta. Io gliel'ho detto a loro: guardate, voi avete dei concorrenti che pubblicano delle riviste in PDF gratuite, è pieno internet di gente che fa riviste gratuite di retro computing. Quindi state attenti, perché non è facile in questo mondo vendere delle riviste. Non hanno voluto sentire niente, vabbè, io ho accettato. Guardate, questo è quello che non ne volevo tanto parlare, però giustamente mi è stato chiesto, e io l'ho detto. E quindi mi è stato detto anche, non solo quindi Zap Rain, ma visto che è lo stesso editore, anche la Zap normale. Mi è stato detto: guarda, pure quelli di Zap non vedono di buon occhio quello che fai. Allora io ho detto: sapete che c'è? Io pure Zap non lo faccio vedere. Tra l'altro loro stessi non l'hanno pubblicato sul sito, questo numero 9. Io ho mandato soltanto su Amica Ida un'immagine del coso. Lì siamo pochi amici, siamo pochi intimi, e quindi l'ho messa lì. Solo la foto della copertina, sì, niente di più, perché figuriamo se succede la guerra del Golfo. Io non voglio assolutamente, ho fatto solo la foto della copertina per farla vedere e basta, perché cioè più di quello non. Anzi, mo se gira pure quello magari si incavolano, perché no, la copertina doveva essere una sorpresa a settembre, ottobre, novembre. Fa caldo, mamma mia, io ho tutto aperto perché purtroppo voi non neanche lo vedete, c'ho un condizionatore che sono 6 anni che è rotto, ma non è che è rotto, che dice che dà problemi eccetera, no, 6 anni fa si è spento e non si è più riacceso. Io ho controllato, ci saranno dei fusibili saltati, però stanno nell'unità esterna che è montata troppo attaccata al balcone sopra e non si riesce ad accedere sopra alla scheda elettronica. Bisognerebbe staccare i tubi, smontare l'unità esterna, portarla giù, cambiare magari 2 fusibili, quelli che sono, rimontare sopra, rimettere il gas che nell'eventualità è uscito dal circuito, rimettere la impressione e fa. A noi qui alla fine sì, fa caldo, però se apro tutte e due le finestre di giorno tira abbastanza vento e si sta bene lo stesso. Non ci ho mai avuto bisogno di far funzionare quel coso che so 6 anni che è rotto. Peccato, perché era un Samsung, questo era un 12.000 BTU, quando funzionava era al top de gamma all'epoca. E questo l'ho montato nel 2007, 2007 inverter, BLDC inverter, era top di gamma. Vabbè, che vedevo di. Comunque è andata così. Con Harry invece ci sentiamo. Harry è una persona squisita, anzi, se ne volete sapere di più su tutta quanta questa storia, su Facebook c'è Nostalgia di Mixed by Harry, è un gruppo di cui io faccio parte da quando è nato quel gruppo, ovviamente. Ci sono tanti appassionati che fanno parte di quel gruppo, guarda, senza esagerare, mi pare dal 2010, più o meno, quindi sono tanti anni. Ci trovate un bel po' di notizie su Harry, anche prima dell'uscita del libro e prima dell'uscita diciamo, del film. Quindi Harry Frattasio, bravissima persona, io in chat ci parlo molto bene, lui mi risponde, anzi per me che non sono nessuno proprio, so soltanto uno dei tanti che ha comprato e che ancora conserva le sue audiocassette, però diciamo sono uno dei tantissimi, perché come ripeto lui ne ha fatte proprio un'esagerazione, però mi risponde e mi fa tanto piacere questa cosa. Guarda, l'ultima cosa che gli ho chiesto, non ve la posso, non so se ve la posso dire, perché poi sono chat private, però vi voglio far vedere che qua c'è Enrico Eritieri, racconta storie. Guarda quante. Giuseppe Di Lillo, vabbè, senza che ve lo faccio vedere, perché sennò qua c'è un sacco di chat che non mi posso far vedere, vabbè. Macello, guarda qua, no, non si possono far vedere queste cose. Io qui su Messenger, io ci sentiamo via Messenger, veramente c'è un sacco di gente con cui mi sento, ma guardate che a me Facebook mi ha fatto un sacco di, mi ha fatto conoscere un sacco di gente che io non avrei mai pensato di poter conoscere. Cioè io conoscevo via mail Marco Valleggi, e tramite Facebook, poi lui si è levato Facebook, si è messo solo YouTube, tramite Discord, quello e quell'altro, tramite Luca anche, Luca Cusani eccetera, sono riuscito a conoscere Marco Valleggi. Noi ci sentivamo solo via mail, perché io l'ho conosciuto quando lui
fece la pubblicità su TG2 Motori di Kit Supercar, è la prima versione che fece, perché io sarò un appassionato di Supercar, il telefilm, e quindi tramite quello io conobbi Marco Palleggi. Poi lo cominciai a seguire dovunque, lui cominciò a fare, poi fece quel viaggio con l'arcade, no, l'arcade con il garage, con il garage, non mi ricordo, garage qualcosa, American Garage, fece quel viaggio in America con questa kit. Io lo seguì perché lui pubblicava dei brevi video che faceva direttamente mentre andava. Duke 74 Channel. Noi, Luca, se tu ti ricordi, ci siamo conosciuti qui a Roma di persona. E poi nel video che io ho pubblicato, vedete, all'epoca io non lo conoscevo, ma adesso che faccio parte del vostro gruppo, se tu vedi bene il video del C65 dove io lo accendo con il buon Carlo Pastore, adesso senza fare pubblicità occulta a nessuno, io non voglio fare pubblicità occulta a nessuno, al buon Carlo Pastore che ha acceso questo Commodore 65, dietro c'era Maurizio Pistelli, dietro che parlava con te, c'era il buon Maurizio Pistelli. Se tu vedi bene quel video, vi vedete tu e Pistelli che parlate tra voi, perché tu avevi lo stand che era schiena contro schiena con quello di Carlo Pastore, ok? Quindi si vede pure la montagna di Vic 20 che avevi portato tu a Roma, la montagna di Vic 20, e mentre stava partendo, mazza, però quel Commodore 65 ci ha messo un secolo per caricare un'immagine, vabbè, comunque manco il 64 era così lento. Comunque una bella macchina, rimase solo in modalità progetto, poi hanno fatto il Mega 65 che Carlo Pastore l'ha portato anche all'ultimo Commodore Day. Comunque sì, un bel progetto, forse fuori tempo massimo proprio, e quindi rimase solo a livello di progetto. Però dietro c'erano Maurizio Pistelli e Luke 74, Luca Cusani, che parlavano tra loro. Non si sente quello che dite perché eravate troppo lontani. Io poi avevo un coccio di cellulare coccissimo, mi pare che marca era Nasus, no, fa le schede madri, ma era una marcaccia, non mi ricordo, una marcaccia era una marca che non faceva cellulari, e qui aveva fatto, mi sa, quello e altri due modelli, poi basta. E quindi pure il video si vede abbastanza male, anche perché parliamo di parecchi anni fa, e quindi niente. Però fatela rivedere, Luke, quel video, il C65, quando l'abbiamo acceso, che c'è scritto 50.000 euro dei computer, anche perché mi pare che l'ultimo di C65 è arrivato oltre 50.000 euro su eBay, quindi io ci ho messo proprio, proviamo un computer da 50.000 euro, una cosa del genere. E su quel video, che dura pochi minuti, mi pare che dura 6-7 minuti, non lo so, comunque dura poco, ci state voi due che parlate. Vallo a vedere perché è un bel ricordo magari. Ok? Ragazzi, io sono arrivato alla frutta, che ora è? Mezzanotte e 41, a Spiderina, una live di 2 ore e 10, minchia, non avevo mai fatto una live così lunga, ma ve l'avevo detto, perché vi dovevo raccontare come io ho vissuto gli anni 80 di Mixed by Harry, con questa scritta che vedete qui. Dove vado? Allora, con questo rimango qua e con questo vado di qua. Mazza come sono pedito sulle cose a specchio. Comunque, Mixed by Harry, saluto tanto Enrico con tutti i fratelli, ovviamente. Un saluto a tutti i fratelli Frattasio, da Reni J, che li ringrazia tanto, anche perché hanno avuto hanno segnato la mia vita. Loro, senza saperlo, senza neanche ci conoscevamo, perché io compravo dai bancarelle, quindi ma pure stesso io non compravo mai dalla stessa bancarella, perché poi io dipendevo molto dai miei cugini, andavamo in giro, una volta andavamo da fuori davanti all'Edenlandia e c'era un banchetto, una volta andavamo a Fuorigrotta, una volta andavamo a Mergellina, una volta andavamo a Agnano, una volta andavamo, insomma, mi sembra che tra l'altro non ho mai comprato dallo stesso banchetto le cassette di Mixed by Harry, ed Napoli era tempestata di questi banchetti Mixed by Harry.
E poi, come ho detto, io per esempio avevo dei cugini che abitavano a Pisa e niente, compravano i cassetti a Napoli, portavano a Pisa e copiavano agli amici suoi e quindi si distribuivano anche a Pisa. Ah, tra l'altro, ecco, Luke è di Pisa, io ho degli amici, sì, degli amici, dei cugini che abitano a Pisa. Mio cugino Stefano ha fatto il fantino per tanti anni, è venuto a correre anche qui a Capannelle, all'ippodromo di Capannelle. C'è mio cugino Massimo, c'è Giorgione che invece faceva il camionista e guidava dei camion talmente grandi che quando ci veniva a trovare qui a Roma li doveva parcheggiare lateralmente all'Appia, perché dentro al quartiere statuario dove abitavo io non ci passava quel tir, quel camion che c'aveva. Quindi mio padre lo andava a prendere all'incrocio con l'Appia, lui lasciava il camion parcheggiato parallelamente all'Appia nell'area parcheggio e poi ci veniva a trovare noi. Ma guardate che... E ci ho avuto questi tre cugini che sono stati a Pisa, mi pare che stanno ancora a Pisa, eh. Comunque tanti ricordi, vedete, e loro quindi portavano il mix de Baviera in quel di Pisa. Io li compravo a Napoli e li portavo a Roma e li copiavo agli amici del palazzo, che noi eravamo una decina d'amici e se scambiavamo tutto, CD, cassette, quello di tutto, roba del Commodore 64, dischetti, tutto. E poi con i compagni di scuola, e quindi però lì già siamo andati molto più avanti, e quindi diciamo vedere come le cassette poi possono andare in giro per l'Italia facilmente soltanto per conoscenze e per appassionati. All'epoca c'era questa cosa che accomunava tanta gente, molto più di quanta ce n'è adesso, perché io vedo che sì, c'è tanta gente appassionata di retrocomputing, di vinili, di cassette, però alla fine sono sempre gruppetti molto ristretti di persone. All'epoca invece se parlavi di cassette e tutti ce l'avevano uno stereo dentro casa, un Walkman, uno steriaccio a cassette di qualsiasi marca, tutti ce l'avevano. Oh, mettiti a fuoco, non mi tradire, non mi tradire, vedete? Magari qualcuno se copiava le cassette solo per sentirle sul Walkman. Diciamo che c'erano diversi motivi, quindi al di là dei vinili che magari qualcuno c'aveva il giradischi e qualcuno no, però le cassette bene o male ce l'avevamo tutti dentro casa, dai, uno steriaccio a cassette ce l'avevamo tutti e quindi se copiavano queste cassette e le cassette vuote negli anni 80 sono andate ma più delle videocassette e quasi quanto i CD vuoti, perché i CD poi ne hanno prodotti dei CD masterizzabili talmente tanti che voi non ne avete un'idea e quindi forse il numero di CD creati, prodotti, masterizzabili forse eguaglia al numero di audiocassette prodotte, ma non ne sono sicuro. Comunque forse sì, bisognerebbe chiedere poi a Bard di Google se è vero o meno, perché Bard poi sa tutto, si connette e prende le informazioni un po' dovunque. Ok? Detto questo, mi sa che si è fatta una certa, manca un quarto d'ora all'una di notte, siamo entrati nel domenica 6 agosto 2023, c'è tanta gente che sta in ferie, c'è tanta gente che tanto domani è domenica, vi potete alzare quando vi pare. A me mi ha fatto tanto piacere che siete stati tanti numerosi e forse comincerò a farle tutte la sera, le live, e io come ho detto ho previsto di fare una live al giorno, già ieri ho saltato perché ho avuto troppe cose da fare e non ce l'ho fatta poi. Tra l'altro ieri mi sono visto una serie su Disney Marvel molto bella con Nick Fury che parla di Secret Invasion. Non vi dico niente perché non voglio fare spoiler, non mi piace fare spoiler, però è una serie che mi è piaciuta molto. Tra gli attori c'è anche l'attrice che ha fatto Terminator Genesis. Comunque, più di questo non vi dico, non vi spoilerò né di che cosa parla né niente. Quindi andatela a vedere perché è una bella serie, non è lunghissima, mi pare che ne so, 10 episodi, pure corti da 40 minuti. Quindi non ci vuole. Io ieri, bene o male, l'avevo cominciata l'altro ieri e ieri poi l'ho finita di vedere. Bella, bella. Tra l'altro il primo episodio io l'avevo visto quando uscì, poi come accade io la televisione non la vedo quasi per niente. Poi l'altro ieri mi pare ho riacceso e ho trovato, diciamo, vedi, sono usciti tutti gli altri episodi, me ne sono visti 3 l'altro ieri e 3 ieri, no, se sono 10, vabbè, 4 e 5, una cosa del genere. Comunque l'ho finita in 2 giorni, si finisce tranquillamente, ed è una bella serie, la consiglio. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto che ho visto ultimamente è il film I Guardiani della Galassia volume 3. Non è male quel film, vedetevelo perché
A me è piaciuto parecchio rispetto a tanti altri che sono usciti che sembravano accroccati lì proprio per volerli fare. Invece sto Guardiani della Galassia volume 3 non è male, andatevelo a vedere sempre se avete Disney Plus e potete accedere al canale Marvel di Disney Plus. Guardiani della Galassia volume 3 e Secret Invasion con Nick Fury. Ok, detto questo mi preparo. Tra l'altro, una prima cosa che vi volevo dire è che mi sto organizzando con un'unica sigletta che dura circa un minuto, in cui sopra c'è un countdown e sotto la pubblicità di tutti i siti, perché sto fatto di far vedere prima la pubblicità di un sito, poi la pubblicità di un altro sito, non mi piace più, ha fatto il suo tempo, ho pubblicato un sacco di video così, e siccome voglio cambiare farò un unico countdown da un minuto o massimo un minuto e mezzo grosso in alto, e sotto, diciamo, sempre fatte bene con dei belli effetti, la pubblicità ai miei siti internet, che sono, vi ricordo, classe74.it, www, ecco, sta passando adesso di qua, non ve lo posso far, ecco qua, www.classe74.it, che è il mio sito principale. Poi ci sono starwarsstore.it, legolando.it, ilmondodelvinile.it e renijstore.it. Andatevi a vedere perché sono 4 siti che secondo me vale la pena dargli un'occhiata. Ok? Io vi ringrazio tantissimo di essere stati con me. Chi c'è ancora connesso? Così vi saluto tutti. Dai, diamoci la buonanotte tutti quanti. Scrivete in chat così vi saluto di persona. Dai, chi è rimasto? So che c'è qualcuno perché il contatore qui mi dice che c'è qualcuno connesso. Diamoci la buonanotte. Mixed by Harry. Celentano è firmata Harry. Grazie Luca, sei rimasto fino alla fine, grazie mille. Grazie Gianluca Tondo, grazie mille di essere rimasto, mi ha fatto tanto piacere Luca, veramente, grazie dal profondo del cuore. Riccardo, grande, mi segue sempre, grande Riccardo Bella 995, c'è sempre lui, grazie mille di essere rimasto fino a luna di notte a sentir parlare un 74ino della sua esperienza con gli anni 80. Un grazie a Michele Rizzardi anche, grazie mille, un grande fan del mio canale. La prossima dovrebbe essere domani, e domani sono indeciso se fare una live che parla di musica o una live diversa, perché ho anche un'altra sorpresa che sta lì in fondo, fuori camera, che forse vi dovrò far vedere, e vediamo, perché magari dipende domani, siccome domani dobbiamo fare diverse cosette con mia moglie, dipende a che ora torniamo. 74ino, 74enne? Oddio, lo sai che non so, mi sa che sono 74ino io. 74enne no, 74enne no. 47enne neanche, purtroppo. 40 invertendo, niente. 47 no. No, non ci siamo, né 47 né 74enne, però 74ino sì, giusto Luca, meglio 74ino che un 74enne. Dai, che secondo me noi a 74 anni ancora stiamo parlando di musica, dei VIC 20, di Commodore 64. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa che devo fare, subito prima di salutarci, è prendere quel SX 64 di cui ho fatto il video e andare a vedere se funzionano tutti questi dischetti. Quindi durante la settimana prossima lo farò, sempre sperando che quell'SX 64 si accende. Poi vi invito pure, guardate, alla fine proprio andate a vedere il video di Marco Valleggi in un solo video, ha unito tutto, puntata 1, puntata 2, puntata 3, spezzoni e cose, ha unito tutto in un solo video. Lui ha creato da zero un SX 64 partendo da un televisorino portatile piccolissimo, ok? Ovviamente non ha la scheda madre di un Commodore 64, ovviamente funziona tutto in emulazione, quasi come un DC64, lì è tutto emulato, eppure nell'SX 64 di Marco Valleggi è tutto emulato. Tra l'altro devo sentirlo Marco, perché gli volevo proporre se io gli posso fare una schermata d'avvio, perché mi pare che andando a lavorare sull'esadecimale
della ROM dell'SX64, cioè si può scrivere mvvblog Commodore 64, in modo che lui quando accende non gli compare Commodore SX64, Basic V2, eccetera. Tra l'altro si potrà scegliere pure un colore suo particolare, che ne so, se lo vuole rosso su sfondo nero, si può fare andando a modificare quella ROM originale dell'SX64, che tanto in quel caso è un file, gli devo scrivere e glielo devo dire: Luke, se tu senti Marco, diglielo, guarda che Renato ti cerca perché ti può modificare quella ROM dell'SX64. Lui ha usato quella originale, proprio quella con cui nasce l'SX64, e l'ha messo come nativo, in caricamento nativo su Raspberry Pi. Quindi senza passare per il sistema operativo del Raspberry Pi, lui è riuscito a mettere direttamente in caricamento l'emulatore 64 con la ROM associata dell'SX. Ok, quindi ha fatto una cosa spettacolare. Sì, il televisore russo, quello lì dal televisore russo, guardate che ha fatto una cosa veramente fatta bene, perché così ha la velocità massima che il Raspberry ti permette di avere, anche se per emulare un Commodore 64 non è che si vede tutta questa velocità, 1 MHz, cioè non dico che va bene un cellulare dei 10 anni fa, ma poco ci manca, cioè no, veramente un cellulare dei 10 anni fa è 3000 volte più potente di un Commodore 64. Quindi, però diciamo che così ha diminuito ancora di più i tempi di caricamento. Non solo, ma si può spegnere come un vecchio C64, cioè spegni l'interruttore e si spegne, accendi l'interruttore e riparte l'emulatore direttamente senza sistema operativo base. No, guarda, Marco è forte, lui dice sempre: ah no, io no, ma Marco è forte, riesce a fare delle cose, Marco Valeggi, che veramente stanno fuori dal comune. Certe volte trovi delle cose completamente andate e lui, ah sì, smonto qua, smonto lì, la logica sta a posto, allora è la meccanica, smontiamo la meccanica, qui sta a posto questo, sta a posto quello, ah, bisogna ristampare un attimino sta rondella, se ristampa la rondella, rimessa la rondella, ah guardate, funziona tutto. Non è, cioè... Guardate che è fortissimo Marco Valligi, e io ve lo dico, lo conosco da tanti anni. Io mi ricordavo che la figlia aveva la stessa età di mia figlia, invece è un anno più piccola di mia figlia, la figlia di Marco, e io lo conoscevo da prima che nascesse la figlia. Quindi pensate un po' quanti anni so che conosco Marco. Poi se andate a cercare nei miei video che ho pubblicato tanti anni fa, gli ho comprato pure un computer verde con il suo autografo. Saluti da Marco Valleggi a Renato De Vita. È autografato, ce l'ho di là questo computer, è N5, pure quello mi pare che è di terza generazione, però quello è lentissimo, proprio io lo utilizzavo, siccome c'aveva 4 porte LAN davanti e una porta LAN dietro, mi pare, cioè, insomma, c'aveva tante porte LAN questo computer, io lo utilizzavo per la videosorveglianza, ci avevo messo un software gratuito di videosorveglianza, ci avevo attaccato tutte le telecamere e lo utilizzavo come computer per la videosorveglianza. Solo per quello andava benissimo, c'era dentro, lui mi ci mise un hard disk da 160 giga, SATA, sì, SATA, e niente, quello mi funzionava benissimo, registrava da tutte e 4 le telecamere che ci avevo connesso in tempo reale senza problemi, e c'era un software gratuito che open source tra l'altro, che gestiva tutte e 4 le telecamere, e quello fu un bel computer, ma non mi ricordo come si chiamava. C'aveva un nome, comunque è uno di quei computer verdi che se andate nei vecchi suoi video l'ha fatti vedere, erano computer verdi con tante porte LAN davanti. Ok? Vabbè, detto questo ci salutiamo davvero, grazie a tutti di essere stati con me. Questa era una live di Reni J, mi pare, no? E quindi posso fare così, così, ok, e rimandiamo questa, che te devo dire. Ok, siamo pronti. Allora, grazie di essere stati con me. Mixed by Harry Forever, andatevi a vedere il film su Netflix se non l'avete fatto, andatevi, se vi piace leggere, perché no, il libro è molto bello, me ne hanno parlato benissimo tutti quanti, tutti quelli che l'hanno letto, questo è Mixed by Harry, il libro, dice che è molto molto bello, molto molto interessante. Se invece non avete Netflix, andate su Amazon e compratevi o il DVD o il Blu-ray come ho fatto io,
anche per collezione personale, se siete dei fan come me di Mixed by Harry. Io devo vedere, perché mi deve venire la voglia di leggere il libro, ma vedrete che mi verrà e lo leggerò. Ok? Grazie a tutti. Mezzanotte e 57, tutte le sigle durano 3 minuti, chiudiamo proprio a luna di notte. Un saluto a tutti. Io ho il server Discord ma non lo uso mai. Non so se andrò su Discord, boh, mo vedo. Intanto devo chiudere e devo aspettare che finiscono le siglette. Ciao a tutti, buonanotte e buona domenica a tutti. Ciao.